Amici bellini, abbassiamo la musica perché sennò non si capisce niente, come non si è capito niente in questa tornata di Champions, cose incredibili, la pazza Inter, e stasera ne parliamo. Intanto cominciamo a salutare chi vedo al volo. Giuseppe Vespero, buonasera. Showtime, buonasera. Angela, buonasera. Gio TV, buonasera. Sandro Tesone, Marat, ovviamente. Massimo Matrisciano, buonasera. Allora, ragazzi, come andiamo? Questa è una live, noi siamo belli tranquilli perché siamo tra di noi. Oggi obiettivo, non voglio esagerare perché l'altra volta abbiamo sfondato i 500 like, questa volta, stasera, arriviamo a 250/300? Arrivati a 250 facciamo la giveaway e quindi è roba di magliette incredibili, e la facciamo live e speriamo che va tutto bene, perché quando la fai live non si sa mai, clicchi una cosa, scompare, poi tutti dopo cominciano a protestare ed è giusto anche così. Buonasera Lud, Sergio, Matti, Brewerd, Vivelaz. Ragazzi, allora vi siete visti questa Champions? Quali vagoni, quali Salverani, ciao. Vagoni della radio, vagoni sono dappertutto. Quale radio intendi? Fammi sapere. 2,50 è facile, arriviamo a 300, Manu. Bravo, vabbè, ma è perché l'altra volta è stata una cosa incredibile, è stata una live molto molto intensa e quindi serviva un po' più di manovalanza. Ma prima che cominciamo insomma a parlare di calcio, io devo fare le mie cose, e le mie cose sono ovviamente mandare la notifica agli amici del canale Telegram, quindi lo faccio al volo perché voi lo sapete come funziona. Vado su YouTube, prendo il link. Chi scenderà in Europa League, ragazzi? Chi scenderà? Questa è la domanda. Prendo il link, vado nel gruppo Telegram, a cui voi dovreste essere iscritti, dovreste essere uniti al gruppo Telegram, perché lo sapete che alcuni poi dopo mi mandano le cose e insomma c'è un po' di lag, vedo un po' di lag. Ah, perché sto aprendo tutte le cose, giustamente, e quindi lagga un po' tutto. Siamo live. Ok, e anche questa è fatta, quindi stoppo qua e vediamo un pochino di fare il fegato, di friggere il fegato. Pasquale, lo hanno chiamato, allora fammi capire, ecco, sì, la storia di allora sì, la storia di Cruciani e Maradona Junior l'ho seguita. Avevo letto prima la story di Instagram con Maradona Junior che diceva: se incontro Cruciani nei corridoi di Mediaset fa bene a scappare perché sennò ci pigliamo ammazzata. Dopodiché la seconda story, Maradona Junior dice: abbiamo chiarito, ha chiesto scusa, per me la questione è chiusa. Poi dopo è uscita la telefonata dove si prendono a tutta forza. Non lo so se questa telefonata è dopo le scuse, prima delle scuse, quindi non so bene, qualcuno di voi lo saprà e magari ce lo farà sapere. Sì, laggava un po', ma adesso va meglio, credo vada meglio. Auriem Mattichità, che è stato grandioso con Mughini, non l'ho seguito.
E Luigi ci dice: mi sa che scende il Real Madrid e capita a noi che abbiamo sempre molta fortuna. Addirittura c'è una pagina, mi pare, su Facebook che si chiama I sorteggi fortunati del Napoli in Europa, una cosa del genere. E infatti stiamo qui a parlare di una classifica del gruppo dell'Inter veramente incredibile. Io avevo preparato un piccolo, fammi vedere se la riesco a beccare, è questa qua, vediamo se riesco a metterla, esatto. Vedete, questo è come si deve qualificare l'Inter praticamente. In caso di vittoria dello Shakhtar sul Real, che è successo, quindi una roba incredibile, i nerazzurri avrebbero addirittura 2 combinazioni, fermo restando la necessità di vincere la propria ultima partita. Quindi hanno vinto con il Borussia e tutto a posto. Se il Real batte il Borussia, l'Inter sarebbe qualificata, Real a 10, Inter e Mönchengladbach a 8, con i nerazzurri avanti negli scontri diretti. Allo stesso modo, se il Real dovesse perdere col Borussia Mönchengladbach, l'Inter sarebbe qualificata con il Borussia a 11, Inter a 8, Real e Shakhtar a 7. Quindi è veramente un macello e chiunque arriva terzo in questo girone sarà un pericolo per l'Europa League e noi non siamo fortunati, noi dobbiamo fare il nostro lavoro e dopo le scuse, ok, si sono apparati, va bene. Buonasera Angelo, va meglio così. L'Inter verrà in Europa League, il Real Madrid sta facendo di tutto per cacciare Zidane, questo è un altro tipo di come si dice, di spunto, potrebbe anche essere roba strana. Alla fine del primo tempo l'Inter era fuori da tutto, ci fa capire il buon Mario Caputo. Inter è proprio oggi la pazza Inter, la classica pazza Inter. Iniziano anche bene, belli tosti, dopodiché muoiono, impazziscono. Il Borussia tutto il resto del primo tempo è riuscito ad attaccare, andando poi al pareggio meritatamente, poi l'Inter insomma recupera pure il 2-2 e poi Lukaku, ragazzi, Lukaku a tutta forza, ed è così che purtroppo si risolvono alcune partite. L'Inter era abbastanza quadrata in campo con la formazione logica e ce l'hanno fatta. Poi ci sono state molte proteste per la questione del gol annullato, perché il Borussia l'aveva anche fatto, ma lì sbaglia Caressa a dire che come si dice, che disturba Andanovic. Non è un disturbo, è il fatto che lui facendo perché Andanovic la visuale ce l'aveva, ma facendo la finta diventa attivo, secondo me, nel gioco. Il fuorigioco c'è, facendo la finta lui diventa attivo, non si può disinteressare perché comunque sulla traiettoria del tiro, non sulla traiettoria della visuale di Andanovic. Quindi secondo me è giusto annullarlo alla fine. Fatto bene, ogni volta chiaramente il buon Conte che gridava: ma come vai a vedere al VAR se è fuori gioco, devi solamente dare il fuorigioco perché vai a vedere. C'era tutta questa storia dietro ed è giusto che la sia andata a vedere ed è giusto che l'abbia valutata così. Fatemi vedere un pochino di vostri messaggi. Valerio, non è detto che prendiamo chi scende dalla Champions, certo non è detto, ne scendono 8, 4 vanno nel test di serie e 4 nella seconda fascia in base al punteggio ottenuto. Giusto quello che dice Mario, ovviamente, ma noi pensiamo sempre alla cosa peggiore, ovviamente no? E quindi sappiamo che se arriviamo per esempio primi nel girone, comunque pigliamo la migliore di quelle là che sono venute male. È una roba un pochino... non siamo mai troppo fortunati, si deve dire. Allora, Caressa è scandaloso come commentatore sportivo, veramente alle volte mi dà anche l'impressione che ne capisca poco. C'è Bergomi vicino che gli deve anche dire e spiegare le cose, non lo so. Vincenzo Papa, per esempio, tu come l'hai vista? Era troppo agitata l'Inter, il gioco era scordinatissimo. Ho visto un Barella, per esempio, molto nervoso anche nella scelta di alcune giocate, mi sembrava veramente una roba frenetica. Era una di questa
di quelle partite che voi sapete, no? Dentro o fuori, sei costretto a vincere. Borussia comunque è una bella squadra e quindi c'era un po' di nervosismo. Conte il nervosismo lo trasmette, non c'è niente da dire. Francesco Branchesi, Vale, grande Vale, mi sei piaciuto da subito, non mollare mai, sempre Forza Napoli, perché il Napoli lo amo più di te, assolutamente, sempre prima il Napoli, ragazzi, sempre prima il Napoli. Ciao Bepi, ti ho visto, la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Mariano De Maio, grande. Vale, Conte li massacra, urla sempre forte forte. È vero, e noi abbiamo un altro di questi allenatori che gridano molto. Io l'ho sempre detto che potrebbe essere un'arma a doppio taglio con alcuni giocatori, però è importante che dica anche il bravo, no? Mentre ti grida in testa. L'avete sentita l'ultima, quella su Lozano, poi bestemmia pure Gattuso, non lo dovrebbe fare, ma comunque in mezzo alle bestemmie, Ciuchi, devi essere decisivo, devi essere... insomma, veramente il povero Lozano è uno di quelli martorizzati. Ma perché? Perché Gattuso sa anche le potenzialità e sa che Lozano può fare di più, può fare sempre molto di più. Attenzione, che cosa? Che è successo, Nico? Il Real di quest'anno si può incontrare, dice Sandro Tesone. Sì, non mi sembrano la squadra galattica di solito, però ce l'hanno sempre i campioni che alla fine te la possono risolvere. Kroos, Modric, Benzema, i nuovi, Vinicius, Isco, Asensio è finita, insomma non è facile. Buonasera Marco Stella. Dimmi, chiedimi Salberani, chiedimi tutto. Vediamo se io la so e ti posso aiutare. Esempio, sul Ciughi le urla gli daranno molto fastidio. È probabile, Giuseppe, è probabile. Però sono pure convinto che se fa le cose bene poi Gattuso gli dà soddisfazione. Dobbiamo vedere un pochino. Purtroppo loro non parlano e quindi è complicato, dobbiamo immaginarcele le cose. Vincenzo Papa, prima del fuorigioco da parte dell'arbitro ho urlato anche in lingue che non conoscevo. Sì, sono stati minuti, perché c'è messo il tempo che ci ha messo per la decisione. Immagino la tensione, posso solo immaginarlo. Gabriele Giacomazzi, molto probabilmente scenderanno anche Lipsia, è una tra Atalanta e Ajax, speriamo in bene. E infatti l'Atalanta l'ha presa per i capelli. Qualcuno di voi ha guardato l'Atalanta invece che l'Inter? Perché io ho guardato l'Inter. Non posso parlare della prestazione dell'Atalanta, però loro vanno in svantaggio subito, vedo insomma, dagli highlights e dal tabellino, e poi la riacciuffano con Romero al 79esimo. Quindi Atalanta, che sappiamo ci tiene molto alla Champions League, può steccare anche qualche partita in campionato. Ecco che però secondo me è un conto quando lo fa Gattuso, un altro è quando lo cazziano in quattro compagni. Bravissimo Videlaz, bravissimo, perché Gattuso ha l'autorità e l'autorevolezza per farlo, è lui il mister, i giocatori devono rispondere a lui e non agli altri giocatori. Gattuso dice sempre che i giocatori tra di loro non si devono lamentare, non devono parlare, devono ascoltare a lui, ovviamente. Vale, ma un vice Insigne lo prenderesti? Chi? Francesco? No, non lo prenderei, perché in quella zona ci può andare Lozano e ci può andare Elmas e ci può andare anche Zielinski e ci può andare anche Mertens. Quindi, sapendo che Insigne bene o male le gioca quasi tutte, a meno che non si infortuna, e tutti questi che ti ho citato possono andare lì a sostituirlo, non lo prenderei. Se bisogna spendere qualcosa di soldi, puoi prendere un giocatore, magari, non lo so, il famoso terzino sinistro per aumentare un pochino la qualità, oppure, non lo so, anche una punta, visto che Osimhen lo perdiamo per altre 2 partite e servono un pochino più, perché sì, Mertens, però
si petagna, però, visto che Milik e Llorente se ne devono andare, addirittura. Sì, ricordiamo agli utenti dell'estrazione una volta... lo vedete com'è bello? Ha funzionato! Grande Lino Bailo che mi permette di mostrare le nuove animazioni. Non è più la cosa che gira, che io blocco il pallone, ma c'è... Quanto dura sta cosa? Non finisce mai, devo aggiustare un pochino la durata, probabilmente. Però è bellissimo. È Ciro Mertens con la maglietta dell'anno scorso che fa vedere lo stemma. È bella roba. Grazie Lino, grazie infinite. Boom. Ma si è sentita pure lì, perché io non la sento, il tin, credo si sia sentita. Vale, l'Atalanta non è detto che si qualifichi, l'Ajax, ma sicuramente l'Ajax è una bella squadra, assolutamente. Il 4-3-3 di ieri spacca decisamente. Mario, questa è una bella cosa. Io oggi magari se voi volete la facciamo un approfondimento tattico, visto che insomma ne abbiamo parlato più di emozioni che di tattica nell'ultima partita. Ragazzi, finalmente, ed è una cosa evidente, si può ottenere il famoso calcio fluido di cui abbiamo parlato in estate, perché basta che si sposta uno un pochino più su e cambia da 4-3-3 a 4-2-3-1. Però per fare così, come abbiamo anche detto, serviva un trequartista che ha anche caratteristiche di centrocampista, perché se il trequartista lo fa Mertens non ha le proprietà per fare il terzo centrocampista, non ce le ha, ed ecco che là diventa più un 4-4-2. Altrimenti con Zielinski ovviamente lo puoi fare, e questa è la cosa bella. Si può partire sempre da un 4-1-4-1 in fase difensiva, che sappiamo che è molto molto solido e tutto, e poi quando abbiamo la palla, chi sta meglio messo scende sotto punta. A volte può essere Fabian, a volte può essere Zielinski, a volte può essere Botta, può essere lo stesso Bakayoko. Sì, parliamo di tattica, ci piace. Sì, Brewer, il 4-1-4-1 sempre, perché il 4-3-3 quando non hai la palla è sempre 4-1-4-1. Poi quando la prendi la palla è anche il 4-3-3 alla fine, che deve e prevede che una delle mezze ali vada dentro a riempire l'area. Ecco perché poi somiglia a un 4-2-3-1, perché uno dei due centrocampisti resta e uno si deve buttare. Dipende dalle caratteristiche. Fabian non si butta in aria, ma può arrivare al tiro da fuori aria. Zielinski ha più la capacità di inserimento. Se Lozano gliela dà, noi facciamo l'azione del secolo là. Ecco perché tutto può funzionare. Vedi? Esatto, vedi, voi mi anticipate le cose, le scrivete prima che io le commento e siete fantastici. Zielinski ha fatto il movimento che faceva Anzi, accentrandosi e inserendosi. Esattamente, amico mio. Esattamente. Secondo me si può definirlo anche un 4-1-2-3. Ma sì, se salgono tutte e due le mezze ali, ma è sempre così, il 4-3-3, due mezze ali non stanno mai in linea con Demme, stanno sempre un pochino più avanti. Oltretutto, nella fase difensiva abbiamo visto che le due mezze ali, Fabian Ruiz e Zielinski, sono più avanti rispetto a Lozano e Insigne. L'avete visto questo? Perché sono loro che devono centralmente fare il primo pressing e non sui lati. Bella la tattica è bella. Alessandro Sellini, Osimhen deve partire dalla panchina, ritorniamo con Zielinski dietro e Mertens prima punta. Tu quindi di base lo vorresti sempre così? Perché no? Però vabbè, Osimhen fondamentalmente è ancora infortunato, quindi si può sfruttare questo nuovo equilibrio ritrovato e far recuperare Osimhen senza fretta. A me questo mi interessa fondamentalmente. Ciao Vale, se avessimo giocato con il 4-3 della Roma, anche con il Sassuolo e Milan, come sarebbero finite? Non lo so, Gaetano, perché il modulo è importante, sì, ma l'approccio che abbiamo avuto, secondo me, vincevamo anche con il 3-5-2 contro la Roma.
perché le seconde palle, ragazzi, le seconde palle, quanti calci d'angolo abbiamo battuto? 15, 14? Di solito noi pigliamo sempre l'imbucata quando lo battiamo male, perché noi li battiamo male, perché noi li battiamo male, perché noi li battiamo male i calci d'angolo. E invece sulla respinta andavamo sempre a prenderla noi, stavamo troppo in palla, troppo in grande forma, e quindi il modulo sì, però anche no. Il video Rachmani ancora positivo, sì. Sia lui che Yusai ancora positivi. Non c'è niente da fare. Fino a 6 mesi fa, Francesco Esposito, dovevi decidere chi giocava e faceva meno peggio. Adesso a destra hai 2 spaccapartite incredibili. È vero, che belli questi ballottaggi. Comunque Lozano post sostituzione un po' nervoso domenica. L'ho visto, Francè, l'ho notato, e secondo me Lozano ci teneva tantissimo a segnare, fare dedica a Maradona. Ricordiamoci che Lozano è una superstar, ragazzi. I follower che ha Lozano non ce li ha nemmeno il Napoli. Quindi immaginate mediaticamente lui che carta si sarebbe giocato. Lo so, è un discorso anche meschino, eccetera, eccetera. Io non credo che Lozano sia affezionato a Maradona come lo può essere Insigne, Mertens o io. Però in maniera proprio egoistica, no? Come Fabian ha fatto il gol e si è potuto atteggiare a dire Diego davanti alla telecamera, Lozano lo voleva fare. E quindi ecco perché è risultato anche un po' egoista in un paio di conclusioni, e quando è stato sostituito, secondo me, lui voleva rimanere in campo specialmente per questo. Veramente? Ma io avevo letto entrambi ancora positivi. Questa è una notizia che mi dai, Libbonati. Quando? È oggi? Oggi è successo? Perché fino a ieri era così. Faccio un controllino, ma mi fido di te. Del gol di Insigne ne vogliamo parlare? E che vuoi parlare? Defilatissimo. Giustamente non la deve nemmeno alzare, la palla resta a mezzo altezza, ecco perché dicevano che Mairante ci poteva arrivare, ma l'ha tirata forte e vicinissimo al palo, non l'ha dovuto alzare perché non c'era barriera. È stato un colpo di genio, assolutamente. Non capisco perché non possiamo usarle entrambi, così ci sarebbe anche un po' più di imprevedibilità. Tu parli di Lozano e Politano, immagino, Marco. Certo che li possiamo provare entrambi, però poi devi rinunciare a Insigne. E quindi sì, prenderà pure la cazziata, ma poi gioca titolare, quindi vuol dire che non è, infatti, che noi lo diciamo sempre, che non è che porta rancore. Fabio invece dice entrambi ancora positivi, quindi ragazzi credo sia come ho detto io, perché non ho visto notizie in merito, o forse era una battuta. Isai è negativo, forse è una battuta, nel senso, parlano di Usai via gennaio al 65%. Pasquale della Marca, no, Isai confermato negativo, solo che non rinnoverà. Ok, quindi stiamo entrando nel discorso di Usai. Ragazzi, Usai sono anni e anni che il famoso Giuffrida il famoso Giuffredi vuole non so quanti soldi, troppi terzini tutti suoi, e quindi se arriva in scadenza probabilmente conviene al Napoli cederlo a gennaio. Abbiamo 5 terzini, è probabile che questo accada. Se Gulam è abile o ruolabile, abbiamo Gulam, Mario Rui, Di Lorenzo Malqui, e si può anche cedere al miglior offerente. Usai ultimo tampone Albania, sì, negativo, vedi, allora domani rientra dall'Albania negativo, va bene, allora si rincorrono le notizie, probabilmente dall'Albania, e adesso sta arrivando poi in Italia. Allora, Milik e Usai alla Roma, Veretù al Napoli, magari, ma non lo faranno mai. Non credo proprio che si privino del miglior centrocampista che hanno. Falco, ti vedo, ti ho visto, grande Rita. Stay home, thanks doc. Don, comunicazione di servizio, qui bisogna spolliciare. Ragazzi, mettete qualche like, altrimenti Rita si prende collera. E grazie a tutti i nuovi moderatori che mi danno una mano
assolutamente, a non farmi perdere i messaggi importanti. Giovanni 1926, ciao Vale, oggi sono stato a Fuorigrotta, hanno tolto tutto ma qualcosa ancora c'è, credo cose che hanno messo oggi, perché poi c'era stato maltempo, e quindi devono raccogliere tutto e metterlo in una zona di un museo, di una cosa, può essere, che ne so, o alla Mossa Oltremare o all'interno dello stadio si parlava. Anche la mostra, ho sentito che si chiamerà Mostra Maradona, la fermata anche della metropolitana, credo. Non lo so, però ci sta tutto. E del partitore di Manolas ne vogliamo parlare? Certo che ne vogliamo parlare. Manolas sono 2 o 3 partite che mi sta convincendo più di Koulibaly. Ed è già quanto dire. Se l'unico il problema vero di Manolas, l'unico forse, sia quello dell'impostazione con i piedi, non deve fare cose incredibili e si deve anche girare e ritardare al portiere quando è il caso. Se gli danno una mano muovendosi con le linee di passaggio, Manolas molto bene, ma molto bene. Sì, confermo la notizia di Usai, negativo. Benissimo ragazzi, allora non credo per giovedì, magari, perché tra viaggi, recuperi, ovviamente ricordate, Zelinski e Elmas ci hanno messo un po' a riprendere la forma, quindi Usai dovrà entrare per prendere minutaggio, quindi voglio ipotizzare anche Gulam, va. Vedi Gabriele, mi anticipa? Rimetterei Gulam contro il Crotone dopo 90 minuti con Rijeka, ma anche per me, anche già giovedì con la Z, se sta bene, perché no? Allora, si sa quando saranno disponibili le magliette in stile argentino e quanto costeranno? Cursal, ho visto che a breve potranno essere in preordine, credo tra una settimana si possono acquistare, una cosa del genere, qualcuno mi sarà più preciso, e ho letto che costano 99 euro. Ora non so se anche questa maglia, e dovrebbe, perché se era veramente prevista come quarta maglia a prescindere da Diego, dovrebbero fare poi la versione anche replica, che è una versione originale però replica, non da gara, che di solito costa qualcosa in meno. Immagino, la butto lì, intorno ai 69. Credo. Vedi, mi confermano, vedi? No, non l'ho presa la tisana, però ho mangiato della vitamina C, ho preso come si dice, vitamina C, delle arance, che fanno sempre bene. Avevo letto un Forza Inter da qualche parte. Il Forza Inter mi piaceva. Napoli in merda sinceramente non mi piace, quindi ti volevo mettere in primo piano e invece non te lo sei meritato. Gli faccio la bella live dove parlo dell'Inter, dico volevo parlare, mi sta pure simpatico perché l'Inter è pazzo, perché l'Inter è una di quelle squadre che insieme a noi da dopo il triplete poi non vincono mai, e quindi è tra le milanesi e la Juventus è quella che mi sta più simpatica perché falliscono spesso, e invece tu vai con Napoli in merda, è stato buono, Napoli in merda va bene perché è chiaro, se gli amici Bellini scrivono punto esclamativo Juve, anche il bot risponde in una certa maniera. Napoli in merda va bene, meglio di altre cose. Io non dico Inter merda perché non me ne frega proprio. Juve merda, sì. Se permettete, sì. Gulam con la Z titolare per contrastare il Fortino con cross sulla testa di Petagna. Marco Libonati, ottimo spunto. Dobbiamo capire però se sarà Fortino. Lo hanno fatto il Fortino quando sono venuti da noi e non ce lo aspettavamo perché la Z è una squadra che gioca a pallone, però di suo la Z è una squadra che gioca, quindi può essere pure che in casa magari saranno un pochino un po' più convinti di attaccare. Dobbiamo vedere. Vedi, Stream Elements risponde così, ma il Nightbot è più educato. È bellissimo.
Ma in realtà non l'ho mai considerata l'Inter, Fabio, quindi non ho preparato niente. Guardate che bello, lo prendo, lo paro. Lorenzo Zanardo, buonvenuto. Stavo aspettando proprio questo, il primo subscriber che lo faceva dal vivo per farvi vedere. E faccio tipo, avete presente Ollie e Benji? Chi di voi non conosce Ollie e Benji? Quando il portiere che fermava la palla, che però continuava a girare e si bruciavano i guanti. Quindi ragazzi, se siete nuovi, iscrivetevi al canale, così io faccio questa roba qua. Devo cambiare il suono, però devo trovare il suono. Piano piano faccio tutte le cose belle. Faccio tutte le cose belle. Allora, Nico Arena, Caffè Napoli, secondo te il Napoli con Emerson Palmieri è la più forte in Italia? Secondo me con la squadra e i giocatori che abbiamo sì, tu che ne pensi? Io dico di no, perché guarda Lukaku stasera, perché ricordati Ronaldo, perché ricordati Ibrahimovic, perché ricordati anche Immobile, ricordati Dzeko, anche se Dzeko... Alessio Marigliano, tu ti sei disinscritto e riscritto, secondo me, che non lo so, a volte funziona e a volte no, perché mi ricordo il tuo nome, però mi fa ridere, quindi bravo. Non credo siamo più forti, ragazzi, nemmeno con Emerson Palmieri, che abbiamo puntato su una scommessa in attacco, e Mertens che comunque non è brillante come gli anni scorsi, bisogna dire la verità. Che è successo? Ho sbagliato i tassi, si è tolto il like, si è fermato il video e si è mutato pure. Mamma mia. Ma la Z avrà pubblico? Non ho seguito, sai, non so se in Olanda, non credo. Oddio, nelle squadre dell'est l'ho visto il pubblico, però non lo so se in Olanda sono così. Mi devo informare. Sarebbe un pochino diverso, eh. Ma che dici? Antonio Musella, hai sentito domani per la Juve prima partita in Champions di un arbitro donna? Io avevo sentito sta cosa. Ah, ecco, l'avevo visto su Luca Marelli, mi pare. L'avevo visto su Luca Marelli e forse perché sbaglia. Vabbè, la Juve già è qualificata, quindi è una partita che non ha senso per la classifica. Mi chiedo, perché comunque è una cosa importante, nuova. La guarderemo. In Ucraina ci stavano i tifosi, esatto. Il prossimo pallone stoppalo di testa. Però devo andare dall'altra parte. Vediamo. Un bel pallone infangato, io vestito di bianco, lo stoppo di petto. Olanda tutto chiuso, ok. Non c'è il pubblico in Olanda, è giusto. Mertens ha sempre 34 anni e infatti 34, 33? 34 sei sicuro? Secondo me tra 32 e 33, ma comunque non può stare fresco come quando ne aveva 27. Non c'è pubblico qui in Olanda, quindi il buon Moicano viene dall'Olanda e ci fa sapere, e anche Giuseppe, credo proprio di no per il pubblico. Olanda ora è piena di casi, percentuali altissime. Ok, quindi domani la prima donna arbitro in Champions, interessante. Che sta succedendo? Roba di Fabian Ruiz. Baby. Caro baby. Non c'è il pubblico qui in Olanda, ok. E come dovrebbe lo zio Peppe Inter? E come dovrebbe lo zio Peppe? Inter meglio non la so leggere. No, Immobile non metterlo sullo stesso. Marco, sono d'accordo, non stanno sul livello là, però è uno che segna sempre. Non è un giocatore che ti cambia la squadra, però la squadra gioca per lui. Sotto questo punto di vista io intendevo che è un giocatore che ha numeri alti a livello di continuità di gol. Si parla di uno scambio Milik-Nainggolan, Mariano, prima si parlava Milik-Vesino, poi si è parlato Milik-Eriksen, adesso si parla di Milik-Nainggolan. Credo di averti risposto.
l'Inter vuole Milik e ci propongono qualsiasi cosa che nell'Inter non è titolare, ovviamente. Vesino mezzo rotto, Nainggolan non gioca mai, Eriksen perché è il trequartista che comunque loro devono sistemare da qualche parte perché è fuori dal progetto. Però dovete anche, secondo me sono cose giornalistiche solamente, ma dovrete anche interpellare il Napoli, che non credo che abbia bisogno di questi giocatori. Certo, un Nainggolan in forma, tanta roba, ma non è in forma, altrimenti Conte lo utilizzerebbe. Sergio, ci ho pensato e prima o poi lo farò. Prenderò per esempio un giorno della settimana dove farò le live anche in quell'altra piattaforma che però non dico, che però non ti illumino, perché sennò mi hanno detto che può essere pericoloso, che qua ti bloccano, eccetera eccetera. Sì, è vero, è il miglior arbitro donna del mondo. Per questo CR7 col Benevento non ha voluto giocare, per essere tirato a lucido per lei. Guarda, sta cosa è un pochino, io non lo so, ho fatto anche la live da Colpo Cobbo ieri e Ronaldo in ferie. Loro, i tifosi juventini, non sono contentissimi di questa storia, Cioè, mai possibile che tu, perché devi fare i record in Champions, pare la scelta sia stata proprio di Ronaldo, insomma, di non andare in accordo con Pirlo e vabbè, ma non mi è sembrata una cosa saggia, che Ronaldo entra e ti spaventa l'avversario e potevano anche recuperarla la partita. Ma l'arbitro della Juve di domani, non scordiamo che ha arbitrato la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. Ragazzi, vedete, come al solito ne sapete più di me, però è la prima volta che succede in Champions, giusto? I frutti. Vale, riguardo al sito dove acquistare i gadget, arriva la spedizione a Sant'Antonio? Assolutamente sì, entrambi i siti miei, fluido.net e l'altro valeriofluido.hoplix.com, che trovate in descrizione, entrambi spediscono in tutto il mondo. Su fluido.net la spedizione è a carico mio, quindi io preferisco, se voi siete in America, che usiate il fluido.net. Non l'ho mai spiegato bene perché sono cose che insomma complicate anche da spiegare, però col fluido.net preferisco quello là, e per l'Italia invece la spedizione la scegliete voi e parte da Napoli, e mi piace questa cosa che parta da Napoli, spedizione più veloce, un'azienda napoletana, quindi mi fa piacere anche per questo punto di vista. Non ho ancora, un giorno deciderò un solo store, quindi mi trasferirò tutti i design in un solo store e sarà più facile e meno confusionario. Però sto valutando, capito? Perché Oplix è nuovo e devo vedere un pochino. Napoli Talk. How are you, mate? How are you, my friend? Ah, il biscottino? C'è il pericolo biscottino? Ragazzi, voi pensate che fanno il biscottino? Diventa brutta, diventa brutta. La Frappart ha già arbitrato, sì, il Liverpool la finale di Coppa Europea, l'abbiamo detto. Spolliciamo. Ciao Achille Vip, ciao Valerio, se fossi un tifoso dell'Inter sarei incazzato nero essere ultimi in un gruppo così scarso. È così scarso, però Achille non lo so, nel senso che il Mönchengladbach ha dimostrato, cioè magari i giocatori non sono di grido sicuramente, però hanno fatto un ottimo girone finora. Lo Shakhtar ha battuto 2 volte Real Madrid. Se non vogliamo ipotizzare scommesse oppure cose strane, lo Shakhtar merita di giocarsela fino alla fine. È diventato uno di quei gruppi tipo Napoli, sai, che fai 12 punti e non bastano. Non si arriverà a quello, però sì, l'Inter avere così pochi punti è comunque grave per la squadra che hanno, potevano fare molto di più. Ma Malquit è scomparso, Di Lorenzo non riposa mai. Quando ha riposato Di Lorenzo c'è stato Yusai. È vero, Gabriele, ma qui è uno di quelli che non ha minutaggio. Sì, potrebbe anche in lista Champions, in lista Europa non c'è, quindi non lo vedremo.
Allora Valerio, la mia sub sarà per te sul canale. Ok, grazie Sergio, grazie mille. Povero Asso di Roma, il suo video Fonseca vattene è già scritto, mi dispiacerebbe se fosse vero. Ho visto questa cosa, ho cominciato a vederlo, poi dopo sono dovuto andare a vedere le partite. Non ho approfondito, ma gli chiederò. È una roba assurda che va approfondita. Bah. Milik basta che lo diamo e ci entra qualcosa minimamente utile e sono contento. Eriksen lo accoglierà a piacere a posto di Milik. Occhio all'ingaggio. Esatto Fabio, ma quello è il problema. L'ingaggio di Eriksen è altissimo. Anche il valore di Eriksen credo sia più alto molto più alto di quello di Milik, anche per insomma, per quello che ha dimostrato in passato. Due ruoli diversi, certo. Eriksen nel Napoli potrebbe anche fare il titolare dietro la punta senza problemi, però non credo che è un'operazione da Napoli. Comunque è da queste cose che si distingue un campione come Ibra e un Farinello come CR7. Sono d'accordo. Come fai adesso? Chissà come sarà interessante. Io quella là di Liverpool-Chelsea non la vidi, quindi non mi ricordo come reagirono magari ci sarà un po' più di rispetto, oppure ci potrebbe anche essere la cosa opposta, a dire ma i Case fanno, sai, un po' di sessismo. Vediamo, però sarà interessante vederlo sicuramente. Tutti gli occhi su quella partita ci saranno, ovviamente. L'ho visto Mariano, l'ho visto in Formula 1, da brividi, roba incredibile. Fortunatamente pare che rispetto alla gravità della cosa non si sia fatto quasi niente. È stato parecchi secondi nelle fiamme, però poi è uscito con le gambe sue e meno male. Buonasera Carlo. Ragazzi, state spolliciando? State lasciando i like? Perché io lo so che non è cattiva volontà, che voi state là, bello, con gli occhiali, perché lo so, qualcuno porta gli occhiali, state là così, c'è la live con gli amici bellini, me la godo. Ma prima che di godertela, amico mio, se no altrimenti sei completamente pazzo, clicca sul like e poi te la godi e ti metti là così. È meglio per tutti, assolutamente. Allora, vediamo un pochino. Diego è tanta ma tanta roba, davvero Figueira, mica Fabian. Tu stai parlando di Diego Demme, amico mio? Vabbè, Diego Demme mi fa rizzare, voi lo sapete. Chi segue fino in fondo sa che Diego Demme mi fa rizzare. Ci siamo quasi, guarda Antonio, è stato secondo me tra le ultime live anche con gli ospiti importanti, e purtroppo devo dirlo anche la storia di Maradona, dove io sono andato live per la situazione perché non ci potevo credere, speravo che qualcuno mi dicesse è una fake news live. Abbiamo beccato parecchi iscritti e adesso, come vedete qua sotto, vedete obiettivo iscritti, sta scritto piccolo piccolo. Negli ultimi giorni 153, se arriviamo a 217 iscritti raggiungiamo i 4.000, che non è male, che non è assolutamente male. Ciao Saverio o Valerio, tutti e due. Ciao Vale, un Inter non molto lucida anche se con Lukaku è devastante. Lo Shakhtar è una nuova rivelazione per la Champions. Francesco Romano. Lo Shakhtar gioca palla a terra, si è difeso. Io ho visto insomma anche la partita col Real. Il Real ha subito il secondo contropiede alla Napoli, no? Quando tutti in attacco fai un errore, loro recuperano palla, però ci arrivano non con un lancio lungo a caso, palla a terra, il giocatore che si fa 500 metri, il compagno che affianca e che segue l'azione e quindi distrae il difensore, dopodiché l'attaccante dello Shakhtar si accentra e tira 2-0, fine dei giochi, tanta roba. E l'Inter l'ho vista che era nervosa, è riuscita a fare 3 gol perché comunque Lukaku è devastante, come dici tu.
È così, si prende proprio la squadra sulle spalle, assolutamente. Messaggi che scorrono veloci. Buonasera Domenico. Ragazzi, ma prima dell'Inter Eriksen valeva 80 milioni. Per quanto abbia fatto schifo non penso che in meno di un anno il valore sia sceso di 50-60 milioni. Dici bene. Abbozzo di formazione per giovedì. Fabio, mi piace questa cosa, vediamo gli amici che ne pensano. Meret, quindi lo Spina ancora non c'è. Va bene. Sì, perché ancora da dei postumi. Meret, Di Lorenzo, Maximovic Manolas, Gulam, Lobotka, Elmas, Zielinski, Lozano, Politano, Petagna. Interessante. Quindi tu ora, con questa formazione, visto che c'è Zielinski, tu devi per forza dirmi se la stai pensando 4-3-3 o 4-2-3-1, ma abbiamo anche detto che con Zielinski in campo entrambe le formazioni sono intercambiabili a seconda. Quindi la sorpresa sarebbe Gulam, che secondo me potrebbe giocare dall'inizio se sta bene. Il riposo per Koulibaly, che sono settimane che sto dicendo che un po' di riposo per Koulibaly serve. Però tu dici Lobotka dall'inizio e io non lo so se non ritorna magari Bakayoko, Elmas e Zielinski. È interessante. Vediamo gli amici cosa ne pensano. Eddie Madia, ma se il Bari dovesse salire in B, ADL dovrà iniziare a valutare chi vendere il Napoli o a chi vendere subito il Bari. Ma Eddie, è il discorso stesso di Lotito con la Salernitana. Non lo so se ci sono dei cavilli, visto che comunque ADL, il presidente del Bari è il figlio di ADL. Non l'ho studiata la situazione sinceramente, perché il Bari è come se fosse la pazziella del papà che dice tieni a babbo, gioca, ti do una squadretta, gioca. Non lo so se le due cose si possono accettare. Mi risulterebbe come un grosso conflitto di interessi, credo che non sia accettabile. Però anche Lotito si trova in questa situazione avendo la Salernitana, e guarda caso la Salernitana non riesce mai a salire. Ecco perché i tifosi della Salernitana non vedono di buon occhio Lotito, secondo me. Poi non ho approfondito. Male l'Atalanta secondo me. Ciao Antonio Fusco, non l'ho vista e ho letto, qualcuno mi aveva scritto nei commenti Atalanta sciupona. Nel girone dell'Inter chi pensi sia meglio venga a trovarci in Europa League? Io spero il Real. Io non spero il Real, anche se con Real abbiamo un conto in sospeso. Insigne ce lo ricordiamo, il grande gol da centrocampo praticamente. Non lo so, tra tutte conosciamo bene l'Inter, è quella che conosciamo meglio e quindi quasi spererei nell'Inter. Lo Shakhtar forse quella che... Ma io come faccio a dire è meglio lo Shakhtar quando lo Shakhtar ha battuto il Real Madrid 2 volte? È veramente complicato. È complicato. Ogni partita fa storia a sé. Meno 25 per i 150. Molto bene ragazzi, molto bene, bravi. Lo Shakhtar non è una sorpresa, sempre in Champions e non tanto tempo fa ha vinto in Europa League. Non ci scordiamo neanche di Fonseca e da dove viene. Assolutamente Giovanni. E poi è una squadra dell'Est atipica, è una squadra che gioca palla a terra, è una squadra che ha buone individualità, assolutamente. Nino, lo facciamo finalmente questo gemellaggio Roma-Napoli? Che aspettiamo, raga? Uniti contro la Juve e le milanesi, il potere sta lì. Nino, io come devo fare? Cin cin per sottolineare questa cosa che è vera e che se noi ce la dimentichiamo non facciamo onore a Maradona, perché Maradona noi ce lo ricordiamo proprio per questo, perché aveva scoperchiato questa cosa del potere del nord che è atavico, che è da sempre. Quindi sotto questo punto di vista assolutamente. Solo che, come ne parlammo anche con Ass, ci sono altre dinamiche del tifo organizzato nel quale io non entro perché non conosco, ed purtroppo è complicato. Però io sono sicuro
che molti anche in questo canale apprezzerebbero tanto questa roba. Allora, fatemi vedere qualche altro messaggio. Carmine Falcone, Sera Caffè, stasera persi 770 euro per l'over a 1,5 del City. Carmine, io ho parlato con i miei amici, anche loro che si sono giocati varie bollette. Ragazzi, no, giocare alle bollette no, perché butti sangue e non sai mai se c'è il biscottino dietro, se ci sono partite che insomma si organizzano stesso loro. Io non mi fido del calcio. E metti se la perdi per un rigore inesistente, no? Che l'arbitro ha deciso di non vedere e che il VAR era spento. Che cosa fai? Devi andare a denunciare la FIFA perché hai perso dei soldi per una cosa oggettivamente ingiusta. Ecco perché io non gioco mai, non ho mai giocato. Mai giocato. Solo ogni tanto dei numeri all'otto se me li sogno. Se me li sogno. Ah, c'è il Viola, c'è il buon Gabe? Mi è sparito? Mi è sfuggito nei commenti. Vedi la bellezza di chi lo saluta? Lo prendo così e lo saluto. L'ottimo Gabe. Se riesco a tornare indietro e a salutarlo, mi fa piacere, ma vedo una lentezza generale. Ah, vedi, perché tu giustamente giochi anche in casa. Vale, ma lì a New York lo tenete il Pets 8? Stai facendo compagnia mentre mi trascrivo le buste paga. Bene, bene, Giovanni, fa piacere, fa piacere. Andrea Coppola, Elmas e Zielinski non rischiano di perstarsi i piedi in un 4-3-3? No, è uno da una parte e uno dall'altra. Come succede con Fabian, Andrea. Uno da una parte e uno dall'altra. Assolutamente. Meno 16. Molto bene. Vedi, sono d'accordo. Le bollette fanno perdere il piacere di guardare le partite, secondo me, perché tu stai là arraggiato e non te la vedi più. Se ti vuoi guardare una partita, capito, da neutrale, una partita bella come poteva essere Atletico Madrid-Bayern, per esempio, qualcuno si è giocato l'X2 Bayern e a quel punto non vuoi più che l'Atletico faccia una bella partita. Non lo so, sono un po'. Io farei in base alle situazioni 4-3, 4-3-1, Meret, Di Lorenzo, Maximo Gulam, quindi come Fabio, Lobotka, Bakayoko, Elmas, Insigne, Politano, Petagna. Ce la vedo anche io che Politano parta da titolare stavolta, che si stanno alternando praticamente una partita sì e una no con Lozano. Tu confermi Insigne e anche ci sta. Però tu hai messo Lobotka centrale, credo, e Bakayoko mezzala, perché poi questo devi decidere quando sei col 4-3, che uno deve fare il primo, il frangiflutti alla Demme, e devi decidere chi tra Bakayoko e Lobotka. Forse in questo caso metterei più Lobotka mezzala e Bakayoko centrale, ma con Demme metterei Demme centrale e Bakayoko mezzala. Così credo. Un po' di illuminazione, fammi vedere un pochino. Un po' di illuminazione e 2 clic in più per togliere questa linea verde intorno a te. Ah sì, lo so, ma mi servirebbe l'illuminazione alle mie spalle, amico mio. Perché, capito? Se io mi illumino qua, ci devo lavorare. Se mi illumino così, perché tu che sai, audiovisual, tu lo sai, evidentemente è il faretto che punta sul green screen che è troppo forte e lo devo rendere più opaco, e quindi il green screen mi rimbalza dietro. Io lo so tecnicamente com'è, è solo che io non riesco a sistemarlo, anche per una questione di grandezza della stanza. Ci devo lavorare. Sto pensando di trasferire tutto nella seconda stanza di là e lavorare un pochino in più a tutto, ma prima o poi, piano piano aggiusto tutto, ragazzi, anche con il vostro aiuto. Ciao Gabe, come stai? Che partita hai visto, Gabe? Se vuoi entrare mi fai rifiatare, ti mando il link.
ti mando il link, fammi fare un refresh però. Se ci sei, perché io so che tu c'hai il mio stesso fuso orario e quindi vediamo un pochino. Io te lo mando se tu c'hai tempo, mi fa piacere, così rifiatiamo. Meno 10 per i 150, molto bene ragazzi, non vi dimenticate, vi state dimenticando. Allora dov'è? Eccolo qui, il buon Viola. Così se tu hai visto le partite ce ne puoi parlare alla grande. No Angelo, perché dovevo decidere, fare zapping non va bene perché non vedi niente bene, vedi un pochino e un pochino. Però ho guardato l'Inter e quindi sull'Atalanta veramente non posso parlarne. Magari se il Viola canadese l'ha visto, se io metto questo qua è meglio. Se il Viola canadese l'ha visto, ecco che ce ne potrebbe parlare lui. Illuminato un poco meglio, no? Ma faccio le fosse, cioè, le ombre, i rumori. Ah! Dottor Paco, grande, benvenuto. Ti stimo per il fatto che sei sportivo e quando te lo dice un tifoso giallorosso vale il doppio e Maradona sempre nel nostro cuore. Grazie mille Emanuele. Sono sì, quando arrivano dagli altri tifosi vale il doppio, assolutamente. No, perché ho visto che quando lo faccio vado in lag più tosta e quindi cerco di evitare la doppia. Farò una sì e una no, poi ragazzi mi devo organizzare. Questo è il momento per questo canale che è giovane, voi lo sapete, è un canale giovane. Questo è il momento dell'organizzazione. Voglio organizzare tutto e a un certo punto poi scorrerà da solo, no? Saprete tutti gli aggiornamenti a giorni alterni, poi ci sono i video esclusivi extra e tutto, però serve un po' di organizzazione iniziale. Come vedete mano a mano sto aggiungendo delle cose, questa qua per esempio che compare così, e non tutti gli youtuber lo fanno, io perché venendo dal gaming c'è più questa idea, questa cultura delle allerte, e quindi ecco perché voi considerate la piattaforma Viola e me la ricordate, perché giustamente è più roba del gaming là, ma ci andrò, ci finirò. Sarebbe interessante perché dopo il 4-0 in trasferta pareggiano 1-1 in casa, Atalanta ancora più pazza dell'Inter. È vero assolutamente. Viola palesati, io gliel'ho mandato ragazzi, però secondo me lui è anche tornato da poco perché lui lavora, magari è tornato da poco a casa e quindi vediamo un pochino. Si sta creando secondo me una bella atmosfera tra gli iscritti di Asso e i nostri, Grazie Falco, amo Napoli, i suoi artisti, sono cresciuto con Totò e Nino D'Angelo, mio nonno tifava Napoli quando era vivo, insomma, gioco in casa, vabbè. Tu sei metà e metà, Nino, c'hai la cosa della Roma, ma sei metà e metà a tutti gli effetti. L'Atalanta oggi è stata spenta proprio contro una squadra molto molto inferiore a livello offensivo e soprattutto difensivo, un pareggio che non va bene e stava in svantaggio fino al 79esimo. È vero Francesco, ho visto che l'hanno acciuffata solamente all'80esimo. Non lo so, Atalanta sta dimostrando un po' più di discontinuità questa volta. Charles Bukowski, tifavo l'Inter come un matto per il buon Neschio. Io devo dire la verità, tifato no, però me la sono guardata con quella cosa, è un girone pazzo, fammi vedere che cosa succede, e anche sul fatto che in fondo preferisco che passino Inter e Real Madrid per non averle in Europa League a lottare fino in fondo. Ragazzi, l'Inter l'anno scorso è andato in finale di Europa League. Dobbiamo ricordare che sono comunque una squadra temibilissima, quindi meglio che non li affrontiamo. È gente che comunque è assetata di vittorie, se non vincono niente è un macello, quindi non lo so.
Non lo so. Vincenzo Saetta sta scrivendo qualcosa, fammi vedere. Voglio Fabian e Zielinski insieme, sono dell'idea che si completino, uno fare saltare l'altro. Zielu per velocità e rapidità a fare ciò in cui servono ste cose, dove Fabian fa casino e lui con il fisico e eleganza, immagino. Fisico ed eleganza sì, Fabian però mo ti risponde Bepi sicuramente, Fabian le tre cose più inutili di Fabian. Sì, insieme da mezze ali sì, hanno giocato anche insieme a due quando non giocavano Demme, non era ancora arrivato lo bot, che contro le squadre piccole lo puoi pure fare. Sono due giocatori forti, ragazzi, sono due giocatori forti che hanno ottime qualità. Fabian si è lasciato poco. L'ho detto, quando uno deve dire lo dice. Vale, prima del Covid ti capitava di andare a vedere il Napoli in qualche fan club della città? Antonio, io sono, non si vede perché c'è il green screen, sta qua. Però io ho la tessera del club Napoli New York, ovviamente non potevo non averla, anche se ci sono andato un paio di volte solamente, perché io la partita la devo vedere da solo. È uno dei miei difetti. Se poi mentre sto guardando la partita e vedo una cosa e a fianco a me c'è uno che comincia a dire passala, e quando tiri, quando magari non c'era lo spazio per tirare, oppure passarla non era la cosa, io divento cattivo e quindi vado in freva, e dato che sono un non violento, vivrei la partita male se a fianco a me poi ci sono dei tifosi incompetenti che dicono tutte stronzate. Cercate di capire il mio discorso. Ecco perché sono andato spesso, mio piacere, sono degli amici al ribalto. Ah già, qua questo è verde giustamente, quindi è trasparente. Alla pizzeria Ribalta, che saluto, gli amici del Club Napoli New York, però non la posso mai guardare in compagnia perché pochi eletti possono guardare la partita con me, altrimenti mi sento male. Eccole, le hai chiamate, le sono arrivate le cose più utili di Fabian. Ecco qua. Guglielmo Di Francesco, secondo me abbiamo sbagliato a comprare Osimhen, non perché sia scarso, quindi immagino tu volevi un giocatore già pronto. Ho capito, capisco il tuo discorso. Visto il livello di alcune squadre, tu faresti la Serie A 18, Mariano? Sì, credo di sì, perché poi sta aumentando il livello generale, ci sono un paio di squadre che non stanno andando bene, ma poi il resto se la giocano, quindi 18 secondo me è un buon numero. Allora, pare che siamo arrivati a 150 e qualcosa, bravissimi, dobbiamo arrivare ai 250, 300 per fare la giveaway, quindi muovetevi che voglio regalare questa maglietta, ragazzi. Fondamentalmente questa live è per regalare questa maglietta. Parliamo del calcio, parliamo della Champions, parliamo dell'Europa League, ma io voglio regalare questa maglietta. E spero che chi ha scritto il commento nel video della giveaway, che voi sapete qual è, non posso nemmeno ripetervelo più, spero che abbia lasciato l'iscrizione al canale Telegram e che quindi lo possa trovare, altrimenti devo fare un'estrazione dopo l'altra finché non ne trovo uno. Mi devo segnare i nomi e vedere bene le cose. Sono dell'idea che Fabian, nonostante la sua lentezza, sarà il nostro più grande rimpianto per quello che diventerà quando e se lo venderemo. Gabriele, questo è un ottimo spunto. Però devi anche accettare che certi giocatori vanno meglio in alcuni ambienti che in altri. Quindi se Fabiano con noi magari è lento perché è insofferente, oppure perché si sente più forte degli altri e quindi si impegna di meno, sto facendo una serie di ipotesi, no? Perché io non l'ho visto così lento con la Spagna, l'ho visto più reattivo. Non diventerà mai un fulmine, ma un po' più reattivo sì. Allora è facile che Fabiano va al Real Madrid e diventa il fulmine di guerra, perché i giocatori a fianco a lui saranno tutti più forti di lui si impegnerà di più, può essere. È un'ipotesi più che possibile il fatto che sarà un rimpianto se lo venderemo, sicuramente. Allora,
Vorrei parlare di un errore della società napoletana a prendere Osimhen, pagato troppo anche se per ora non sta rendendo, diventerà il nuovo VA, sicuro al 100%, ma tra 3-4 anni. Ma se è così, se tu pensi che diventerà il nuovo UEA, lo devi prendere adesso. Tra 3-4 anni, se diventerà il nuovo UEA, costerà 150 milioni. È meglio adesso che l'hai potuto prendere a 50. Il problema è questo, è che se questo diventa il nuovo UEA, vuol dire che si fa questi 3-4 anni da noi, diventa il nuovo UEA e te lo vendi. Ma almeno nel frattempo che diventa il nuovo UEA, diventa come Cavani, no? Vuol dire che se te lo vendi bene, vuol dire che a te ti ha reso tanto e l'hai preso nel momento giusto. Dico io. Vale, baby, Marat, io vado, non riesco ad aspettare le stazioni. Se fossi io il vincitore, avvertitemi in privato. È chiaro, Fabio, è ovvio. Vi mando un saluto grande, un abbraccio, buonanotte. Ciao, un abbraccio anche ad Angela. Buonanotte e buon lavoro domani mattina. Ho letto che ti devi svegliare presto. Allora, ecco, vedi, il buon Marat vi sta dicendo anche il video da commentare per la giveaway, quindi potete cliccare, dovete commentare con il nome che avete sul canale Telegram, altrimenti non vi trovo. Ho visto che ci sono purtroppo alcuni commenti, magari non volevano partecipare alla giveaway. C'è stato pure uno che ha scritto: a maglietta non la voglio, tieni a tel, e io me la tengo e ne estraggo un altro, ovviamente, non c'è problema. Però per chi lo volesse è importante che io vi possa poi trovare. Ma con un eventuale ritorno al 4-3-3, chi lascereste fuori in attacco o a centrocampo? Perché nel senso, se torna Osimhen, tu dici deve giocare Osimhen titolare, lasci Mertens fuori. Lo so. Perché Mertens non lo puoi mettere centrocampista, non lo puoi mettere mezzala. Quindi lo so. Sabatino, per partecipare devi cliccare su quel famoso video e quando poi devi commentare con il nome che hai sul canale Telegram, perché per partecipare devi essere iscritto a questo canale, devi essere iscritto al canale Telegram e il nome del canale Telegram io lo devo trovare tra i commenti della giveaway. Ma io non lo voglio nemmeno ripetere più perché oramai è chiuso, che quello che è fatto, quelli che lo hanno fatto prima devono meritare più chance. Non è vero. Avete tempo fino ai 300 like, ragazzi. Arrivato a 300 like si fa. Buonasera Pablox. Condemme il centrocampo a 3 contro il Sassuolo e Milan, ora solo saremo il profeta della Mat. L'ho detto già, non credo che il problema fosse tanto il modulo in quelle partite, amico. Anche perché col Sassuolo secondo me non meritavamo di perdere. Col Milan magari sì, perché abbiamo è stato deludente Koulibaly, in alcune cose si poteva far meglio. Secondo me quella col Milan è la sconfitta più meritata delle varie, poi quell'altro è quello col Sassuolo che ha avuto Tavolin, eccetera eccetera. Ma il gol di Borussia è stato annullato per, ti dico io Evelyn, è stato annullato per fuorigioco attivo, non perché abbia ostruito la visuale di Handanovic, ma perché facendo il saltino, quindi che fondamentalmente è una finta, tu sei attivo nel gioco perché non ti sei disinteressato. Il saltino cerchi di non prendere il pallone, ma comunque in quel momento Handanovic non si può buttare. Secondo me è giusto annullarlo, però non come diceva Caressa, che diceva che la visuale, no, non era un fatto di visuale, era un fatto di fuorigioco attivo. Credo io, Valerio, sinceramente è meglio lo Shakhtar in Europa per il girone dell'Inter. Vedremo. Fabietto, vedi Mertens come ti ringrazio. Grande bello Mertens. Grazie mille amico mio, buonanotte. Lascia sempre un cicchetto Fabio, sempre alla grande. Se arriviamo a 300 like e se vi iscrivete in 80 per raggiungere quota 4000, vi prometto che Valerio si spunta il codino. Rita, no, non lo so, Certo, se dovesse avvenire stasera, magari un pochino sì, dai. Se succede stasera sì.
ma non credo possa mai succedere. Secondo me il 4-3-3 si aprirebbe con il 4-3 si aprirebbe il problema Bakayoko. Se diciamo che Fabian da mezzala è lento, figurarsi lui, senza parlare di doti tecniche. Luca, ottimo spunto tattico, sono d'accordo. Anche io ti ripeto, vedo Bakayoko più mezzala, nel senso che Dem è proprio perfetto là, però si possono anche alternare, capisci? Perché comunque ci sono partite una e dall'altra. Allora, nell'idea di Gattuso, Bakayoko è un centrale e Dem è un centrale. Io credo che più Lobotka stia diventando il sostituto di Fabian da mezzala, che c'ha un pochino, nonostante sia Bobotta, c'ha un pochino più di freschezza a livello di, come si dice, di reattività, ecco. È giusto. Forte l'immagine, grazie Nino, faccio di tutto per essere diverso dagli altri. Vale, non partecipo all'estazione perché comprensivamente non c'è la taglia alla Iannicelli. No, Aitan, sei sicuro? Io XL, 2XL, no, yeah. Penso che si può fare. Non ti preoccupare. Poi controllerò io. Allora, Fabio Calimero, ancora non capisco l'acquisto di Osimhen. A che ci serve un giocatore che non è bravo nel palleggio ma nel contropiede, e soprattutto perché tornare a un 4-2-3-1 quando potevamo potenziare il 4-3-3? Ma perché non avere anche un'opzione diversa? Perché non averla un'opzione diversa, avere la possibilità di essere più verticali? Fabio, tu ti sei dimenticato le partite in cui noi contro i Pullman ci stavamo belli, capito, sofferenti, e il palleggio e tutto intorno non risolveva niente? Ci serve un giocatore diverso che sappia anche fare a sportellate. Quello comunque fa sportellate, voi lo vedete sic, ma fa la guerra con tutti i difensori, e abbiamo visto dalle prime partite che se li porta appresso tutti. Poi se al difensore vuole raddoppiare su Osimhen, che sta facendo lo stop e si sta organizzando, e gli scappa Lozano, abbiamo visto quello che siamo capaci di fare. Quindi per me l'acquisto di Osimhen, bocciarlo adesso mi sembra una follia. Per me ha dimostrato già tante belle cose, deve dimostrare di più, deve imparare, è giovane, ma non me la sento di dire che è stato un acquisto sbagliato. Valerio, già me lo vedo il Real che scende in Europa e lo prendiamo noi. Questo film l'ho già visto. Dario, l'abbiamo detto all'inizio, sì. Abbiamo detto all'inizio che noi non siamo mai fortunatissimi. I primi 40, poi gli altri 40 profili fake, voi siete dei pazzi scatenati, fanno i profili fake per arrivare ai like, così poi mi spunti i capelli. Non mi avrete mai, devono essere like reali. Valerio, magari avessimo un Pedro ad esempio. Sì, Pabrox, Pedro è uno di quei giocatori con l'esperienza, un giocatore che ha vinto, un giocatore che c'ha leadership nello spogliatoio, però anche lui è venuto meno contro di noi, alle volte. Oggi se avete visto il Real Madrid, io ho visto sbagliare dei passaggi a cross che tu dici ma chi è? Rog, è Rog, non è cross. Come fai a sbagliare la misura dei passaggi, l'altezza di un calcio di punizione dal limite dove tu devi, cioè è importante perché stai perdendo? Allora anche i giocatori alle volte con un grande nome peccano e falliscono. Era dei tempi di Calderon che non prendevamo uno Scarparo come Peta. No, che stai dicendo? Sarebbe meglio reintegrare. Ma che stai dicendo? Pure Llorente. No. Profeta, non sono d'accordo assolutamente. Petagna, Scarparo, no. Petagna fa un lavoro che Calderon non ha mai fatto. Tu parti da Calderon. Calderon è stato uno scandalo. Calderon non sapeva fare niente. Non era bravissimo di testa, non era bravissimo con i piedi, non era bravissimo a mantenere il pallone. Calderon non sapeva fare niente. Petagna sa mantenere molto bene il pallone, Petagna fa sportellate. Scarparo no, ha un buon sinistro, pecca di velocità, ma Milik e Llorente sono veloci? Assolutamente no. Il lavoro che fa Petagna a mantenere la squadra in alto lo fa Milik? Assolutamente no. Llorente lo faceva ogni tanto, ma Llorente è diventato chiovo più chiovo del chiovo? Assolutamente no. Sono sicuro che i commenti adesso si infervoriranno.
Hai detta grossa, secondo me, Valerio, dopo la Z dobbiamo pensare a 3 gare piccanti in campionato, cioè Crotone, Sampdoria e Inter. Piccanti, piccante sicuramente quella di Crotone, perché a Crotone con il peperoncino piccante sicuramente sarà piccante quella di Crotone. Sampdoria, la Sampdoria ha fatto dei risultati anche interessanti, però sono 2 partite dove devi fare 6 punti, diciamocela chiaramente, Pablox, parliamoci faccia a faccia, no? Senza gli occhiali, devi fare 6 punti se vuoi dare se vuoi dare una risposta al campionato, altrimenti se stecchi col Cotone il cotton fioc, se stecchi col Cotone devono venire poi gli Juventini, come li abbiamo sfottuti noi, ci possono sfottere loro. Con l'Inter poi un'altra partita. Però devi vincere queste 2. Devi assolutamente vincere. Llorente che sbocchi ha, secondo te? Ha troppa gente davanti? No, Llorente anche lui è fuori, cioè si allena ma è fuori dal progetto, non ha fatto un minuto e non credo proprio che rientrerà. Ragazzi, il Napoli ha puntato sulla velocità quest'anno. Sì, lo puoi mettere là davanti per mettere un cross in mezzo e devi sperare che ti danno un rigore, ma manco glielo danno il rigore. Quanti rigori si è preso Llorente l'anno scorso che non ci hanno nemmeno fischiati? Allora diventa veramente inutile. Perché mi sembra la lingua ogni tanto, Vincenzo, è perché abito in America e parlo per tutta la giornata in inglese, poi arrivo qua e devo switchare in italiano e ogni tanto mi imbroglio perché adesso io sto ripigliando un pochino di familiarità con la lingua italiana, ma per 10 anni a parlare solo inglese vado in difficoltà a pescare le parole giuste. Pure noi con Sassuolo e Bologna dovremmo fare 6 punti, mica facile, assolutamente. Marco Montella, lo vedete a Mertens, Marco Montella, che poi se qualcuno lo fa via quell'altro sistema ci sono altre animazioni, se qualcuno diventa membro ci sono altre animazioni, ma poi diventa complicato. Grazie mille Marco, anche tu non manchi mai, grazie mille, forza Napoli sempre. Luperto al 94esimo e fischio finale. Luperto gol a quando lo danno? Lo so lo so che è così, lo so già che è così. Il gol di Quagliarella 0-1 lo so, lo sappiamo, ma adesso pensiamo alla Z in Coppa UEFA per il passaggio. Quest'anno bisogna puntarci, è giusto Pablox. Poi vediamo come si dice il sorteggio, no? Vedremo il sorteggio, però nel frattempo guadambiamoci questo passaggio del turno che è importante. C'ho le parole in curva, sì, ogni tanto vanno in curva. Allora, vediamo un pochino. Importante vincere con Crotone e Samp perché poi ci sono Inter e Lazio. Noi abbiamo sempre queste coppie, no? Coppie di partite toste. Abbiamo avuto Milan e Roma, poi ci stanno queste 2, poi c'è Inter e Lazio. È un calendario un po' strano. Il napoletano non te lo scordi perché è quello che impari da bambino, no? Quello che senti intorno io poi quando rimanevo col roommate, col mio batterista, parlavamo in napoletano, non in italiano, più di altre volte. Italiano di meno. Allora, si sono fermati i like. Gesù, ragazzi, siete pazzi. Non dimenticare la Supercoppa, ma assolutamente, chi se la dimentica? Gennaio, 10 gennaio? 10 gennaio? Inter il mercoledì, tra l'altro. Ma io non riesco a pensare così lontano, Sars. Cioè, mo veramente sto concentrato. Anche Juve e Atalanta le abbiamo avute attaccate esattamente. Sì, tutte a coppie, Domenico. Questo calendario qua era tutto così. E non riesco a pensare troppo in avanti. Oh, ragazzi, tra un po' arriva anche il Gabe, che bello. Voglio tanti like per il Gabe. Analisi tattica in live. Te l'ho fatta, Vincenzo? Non eri collegato? Non eri attento o non eri ancora collegato? L'analisi tattica in live. L'ho fatta.
non sia mai perdiamo, pareggiamo con il Crotone, poi ci prendiamo gli sfottati quelli là, per carità, lo so, ma oramai il campionato è così, visto che tutte le squadre stanno facendo di qua e di là, cioè vincono uno, ne perdono un'altra, ne pareggiano uno, poi steccano un'altra, e tutti si possono sfottere così, quindi uno farebbe bene ad aspettare la fine dei giochi prima di andare a sfottere, perché altrimenti poi vengono e ritornano, oppure se uno non ci tiene allo sfottò va a sfottere, poi si deve tenere lo sfottò al contrario, è come si dice la teoria di Zoccolino, no? Dici io per ora sfotto gli altri, sono primo in classifica e me la godo, dopodiché quando poi se mi superano accetto e mi hanno superato, nel frattempo me la sono goduta. Marat, anche il buon Catto l'ho invitato, ma credo fosse impegnato stasera. Io vi devo portare Catto anche per, ma non soprattutto, è un grandissimo personaggio, ma mi ha fatto un'imitazione di Nati per vincere, ragazzi, che lo youtuber Nati per vincere Juventino, quel pazzo, i coglioni, io non lo so fare l'imitazione come la fa lui, è perfetta, mi avete rotto i coglioni. Non la faccio perché devo aspettare che la viene lui qua e la fa lui. No, non è lui, è quell'altro tifoso viola, tifoso viola che ha fatto il mea culpa su Gattuso, quindi magari lo farà poi live. La squadra che aveva più continuità a vincere il campionato sarà fondamentale recuperare bene nella pausa natalizia. Esatto, Mario, e stare anche attenti che nella pausa natalizia non si va tutti poi viaggiando in giro, attenzione al Covid, attenzione, perché poi lì, hai capito, te ne vai in vacanze, festeggi, un panettone, un po' Pandoro, prendi il Covid e torni male. Vergogna! Sì, no, la deve fare lui, non sono in grado. Sta in live con Prince, ok. Sì, avevo letto che anche la Cobato mi aveva detto che c'era la live da Prince, quindi sta pure in Eschio. Ecco perché oggi noi siamo tra di noi, molta gente starà là. Però vedi che l'ottima Rita ha scelto di venire qui e io sono onoratissimo. È l'amica bellissima, bisogna essere prudenti, assolutamente sì. Ma Gattuso ha rinnovato? Sono vere le voci del ritorno del benzinaio? Quale che cosa? Benzinaio, penso tu intendi Sarri a questo punto? Se intendi Sarri non sono assolutamente vere. Il rinnovo di Gattuso secondo me è questione di giorni, settimane, insomma, secondo me nessuno ha fretta per rinnovare, perché non è che Gattuso lavora diversamente se non ha rinnovato o lavora meglio quando rinnova, è uguale. Gattuso proprio per questo non vuole clausole, non vuole cose lunghe, perché anche con un contratto di 10 anni Gattuso piglia e se ne va se non gli stanno bene le cose e rinuncia pure ai soldi. Quindi non c'è proprio nessun problema sotto questo punto di vista. Voci del ritorno non mi risultano proprio, sinceramente. Non mi risultano. Allora, vediamo un pochino. Buonasera il Narcos. Scattano abbracci. Buonasera Pablo Galattico. Anzi, leggo anche dei nomi nuovi, ma voi siete iscritti al canale, no? Perché vedete l'ultimo iscritto qua, Dottor Pacos. Lui era nuovo e si è iscritto al canale. Voi se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi, ve lo dico subito, perché qua si fanno approfondimenti, si fanno le cose. Congratulazioni, hai ricevuto 1000 messaggi, è pure un traguardo. Sì, con quella tuta sembra... Ok, quindi ti rivolgevi a Sarri. Poi io stato accorto che avevo panettone, pigliamo, ma quale panettone, di cosa intendi? Intendi per il fatto delle vacanze che dicevo? Valerio, io mi tengo Rinuzzo, ma Sarri per me rimane sempre un grande, perché poi è andato alla Juventus per lavoro, come si dice. Sì, Pablox, però per lavoro. Io feci un video, il canale era troppo piccolo, mo ve la dico sta cosa, il canale era troppo piccolo, quindi
Cacchio, devo fare il colpo di petto, ma scusate. Fabrizio Correa, benvenuto. Qua è roba di Olli e Benji. Comunque, feci un video molto bello. Magari visto che siamo tra di noi, vabbè, poi ve ne andate tutti quanti dalla live, ve lo andate a vedere, non lo so. Vi lascio comunque il link. Vi lascio comunque il link perché o magari qualche moderatore lo può fare. C'è un video, chiedo ai miei moderatori se hanno tempo di cercarlo. È un video della reazione dove io spiego perché se io fossi stato in Sarri non sarei andato alla Juventus. Ed è un video a split screen dove praticamente io parlo con me stesso e non è Saverio. È il tifoso della Juventus, diciamo una sorta di tifoso juventino, c'ho la maglietta a strisce. È un video che meritava più, magari lo devo riproporre, però oramai non è più notizia di tutti i giorni, non ce ne frega proprio. Però era bello, dove spiegavo che sì, per lavoro, sì, tu vai alla Juventus, ma ti aveva già chiamato il Chelsea. Quindi ho fatto un parallelo con la musica, no? Se a me mi avevano già chiamato i Foo Fighters, io non ho bisogno di andare, e feci il paragone, ovviamente tutti i paragoni lascia il tempo che trovano, dico, tu hai suonato prima con Luca Sepe, no? Il Napoli. Hai suonato talmente bene con Luca Sepe che ti chiamano i Foo Fighters, il Chelsea. Bellissimo, io vado a suonare con i Foo Fighters. I Foo Fighters mi danno un sacco di soldi, io sto a posto per la vita, ho sistemato la mia famiglia. Dopodiché che fa? Ti chiama Gigi D'Alessio, che non si è accorto di te quando ti ha chiamato Luca Sepe, se ne è accorto solo dopo che tu sei andato a suonare nei Foo Fighters. Ti chiama Gigi D'Alessio la Juventus, tu torni in Italia perché ti manca l'Italia e tu vai a suonare da Gigi D'Alessio. Niente contro Gigi D'Alessio, ma se tu mentre eri con Luca Sepe dicevi che Gigi D'Alessio ruba, perché si ruba i rigori con le maglie e strisce, non puoi andare a suonare con Gigi D'Alessio, perché fino a mo' nelle interviste hai detto che Gigi D'Alessio si è rubato Sanremo con i voti rubati. Capite quanto è bello il paragone con la musica? Allora per me, sotto questo punto di vista, tu i soldi te li hai rifatti, eri un eroe al Napoli e invece hai fatto rimanere male a Luca Sepe al Napoli perché sei andato proprio nella concorrente per vincere che cosa? Per vincere uno scudettino che avrebbe vinto chiunque in quella squadra e nessuno ci ricorderà di te, anzi si ricorderanno di te per essere uscito ancora prima dalla Champions e per essere stato licenziato dopo un anno. Ma chi ci è andato bene? Ci è andata bene la Juve? No, perché hanno dovuto riprendere poi con Pirlo, tutto da capo, tutto diverso. Ci è andato bene lui? Non credo. O Scudetti, sì, o Scudetti, però quindi è un discorso molto particolare. Questo non toglie mai niente alla situazione di quello che ci ha dato a noi, delle emozioni che ci ha dato. Quindi, allora, vi è piaciuta sta cosa? Non lo so. Il problema è che Gigi D'Alessio aveva contattato quando stavi con Luca Sepe, ma non mi risulta proprio. La Juve aveva contattato Sarri quando era all'Empoli. No, l'Empoli non era Luca Sepe, il Napoli era Luca Sepe. Cioè quando Sarri stava al Napoli la Juve già aveva contattato Gigi D'Alessio, non credo proprio che l'avevano già contattato, lui va al Chelsea. I Foo Fighters l'avevano contattato. Altrimenti mi vuoi dire che è andato prima dai Foo Fighters per poi andare alla Juve che già lo sapeva? Non lo so. Sì, sono d'accordo. Ti ripeto, non è manca una questione sorte. I soldi ce li aveva, i soldi li faceva. Poi oltretutto, dopo che hai suonato con i Foo Fighters, ti può chiamare chiunque. Ti possono chiamare i Metallica, ti possono chiamare che ne sai, i Black Sabbath Ready Vivi, ti possono veramente chiamare chiunque dopo che hai suonato con i Foo Fighters e hai vinto un festival europeo con i Foo Fighters. Non c'era bisogno di tornare in Italia, dico io. Con Luca Sepe io tra l'altro ci ho veramente suonato, quindi no, il paragone non è poi tanto peregrino. Luca Sepe è un grande amico. Vaglielo a dire a Dave Grohl di Gigino. Per Petagna ci aggiorniamo a fine campionato. Va bene, Profeta. Io non è che mi aspetto che Petagna faccia 20 gol. Petagna deve fare il lavoro che deve fare.
però non abbiamo la controprova perché Milik non giocherà, Llorente non giocherà e Calderone non gioca più, quindi la controprova che Petagna è peggio di questi qua, mi dispiace, ma posso vincere solo io. Petagna può solo fare meglio di questi qua, perché oramai Milik è fuori rosa e quell'altro anche. Il sindaco ha detto che con la Sociedad sarà... Esatto, Mariano, è vero, è vero. Con la Real Sociedad sarà già chiamato ufficialmente Stadio Diego Armando Maradona. Anche con Tellina sì, ragazzi, io a Napoli ho suonato veramente con chiunque prima di partire. Assolutamente. Sia con lui che con l'altro e anche con loro due insieme. Ha perso 7 volte. Esatto. Che poi Sanremo no, perché Sanremo è la Serie A. Gigi D'Alessio diciamo che ha perso 7 volte l'Eurovision, se vogliamo continuare con il paragone, perché Gigi D'Alessio in Serie A a Sanremo c'ha le amicizie, no? La De Filippi, Maurizio Costanzo, conosce, gestisce i voti da casa, mentre all'Eurovision no, all'Eurovision devi avere talento. Puoi passare il link del video? Bepi, mo te lo trovo al volo e te lo passo, così tu poi lo puoi postare se vuoi, perché è un po' complicato perché è un video vecchio, ma mo vedo se riesco a trovarlo e vediamo un pochino tra i miei, tanto siamo tra di noi, che ce ne frega. Voi lasciate il like e vediamo un pochino. Quindi Caffè Napoli, secondo me se scrivo Caffè Napoli Sarri potrebbe uscire. C'è la reazione live, eccolo qua, Sarri Juventino sale alla Juventus ufficiale, voi l'avreste fatto. È un video secondo me veramente bello e mi farebbe piacere diventare. Purtroppo non ha avuto 600 views solamente, ma è un video bellissimo. Copio il link e lo mando nel gruppo Telegram perché mi fa ridere. Dove sta? Fermo. Ah, l'ha fatto già. Ah, vedi quanto siete belli. Vedi. Siete dei grandi, siete dei grandissimi moderatori, gente, amici, bellini, siete fantastici. Perché non chiamarlo San Diego? Caro Scream l'assassino, tu sei uno dei nostri, penso, amichetti più piccolini tra tutti gli amici bellini. Non si può fare. San Diego è blasfemia perché Diego non è un santo e si può dire tranquillamente che non è stato un santo. Quindi no, non scambiamo queste cose. Lui era un dio calcistico. La famosa, ieri avete visto il Maradona di Kusturica, forse il documentario più bello, c'era la chiesa maradoniana che loro facevano addirittura i matrimoni nel nome di Diego, e no, quelle diventano cose cretine e ridicole, e là ti fai ridere appresso. Niente, San Diego Armando Maradona, l'importanza di nome e cognome, e quando un giocatore che fino a prima diceva potrei andare a giocare al Napoli, la squadra dove ha militato Maradona, adesso possono anche dire se vado a giocare al Napoli gioco allo stadio Maradona, cioè c'è anche più, il Napoli si deve giocare questa cosa anche per avere un po' più di appeal internazionale, che c'è, però sai, devi anche vedere se le nuove generazioni dei giocatori se ne fregano o meno. Così è. Ragazzi, se volete andare a vedervi quel video, io vi aspetto, potete andare e poi li ritornate quando volete, non c'è problema. Non c'è problema. È vera la notizia di Sarri che fu contattato dalla Juve prima del Chelsea? Vabbè. E allora fammi capire, lui perché va al Chelsea invece? Quindi la Juve era una seconda scelta per lui? Io, per quanto so io, loro volevano prendere Guardiola fino alla fine. Dopodiché, visto che Guardiola ha detto di no più volte, hanno virato su Sarri. Questa è la notizia che sapevo io. Poi
Il ritorno di Hamsik a 90 anni, amico? No, Alessandro, no, guardare avanti, niente più Callecon, niente più Hamsik, niente più Lavezzi, guardare avanti subito. Vale, ma c'è Cattana Maglietti, dico. Comunque ieri alla 7 Gold c'era una replica della terzina. La 7, come no? Ho visto quella e ho visto, vabbè, infatti, se l'avete vista tutta la partita, non è solamente il gol del secolo, ma è tutta la prestazione che è incredibile. Dai, ci siamo quasi, dai, bravi. Allora, vediamo un pochino. Un abbraccio Marco, buonanotte. Il discorso di Saviano su Maradona l'hai visto? Sì, pelle d'oca. E Saviano ha fatto un riassunto giusto, toccando il perché era anche politicamente importante per noi. Adesso c'è Bobotta, basta con Hamsik, abbiamo Bobotta. No, Fluca, è una stronzata questa. È una stronzata clamorosa, anche perché Sarri è una persona intelligente, no? Secondo te Sarri fa il passaggio a triangolo, vai prima al Chelsea per poi andare alla Juve, noi ti perdoniamo? Da persona intelligente, come fai a pensare una cosa del genere? Tant'è vero che nessuno l'ha perdonato. Se tu dici prima di essere napoletano dentro, di capire questa gente, di difendere la nostra città, che ti scendi dal pullman, se ti insultano perché napoletano come offesa, ti insultano, scendi dal pullman e picchi i tifosi della Juve che ti insultano, non puoi pensare che fare il passaggio in diretto, vado prima al Chelsea, vinco l'Europa League, la dedico al Napoli, poi vado alla Juve, noi hai fatto buona. Ma non diciamo stronzate. Se Sarri avesse avuto sarebbe andato direttamente, secondo me, perché la sua idea era quella di vincere dalla Serie Z, dal Sorrento, i campetti alla Champions League. La Champions League è fallita e si è dovuto accontentare dello scudettino. Ascoltatemi a me. Poi se non è così, ce lo deve venire a dire a lui in conferenza. Parole di Sarri ufficiali: ho rifiutato la Juventus per andare prima al Chelsea, così non si pigliavano Coller. Non capisco un solo anno di Chelsea con quello squadrone. È perché la chiamata Juventus, sì, se volevi, c'è aiuto. Questo è il discorso dei Foo Fighters. Io sto giocando con i Foo Fighters, sto suonando con i Foo Fighters, perché devo andare poi da Gigi D'Alessi? Perché Gigi D'Alessi mi faceva vincere in Italia e quindi voglio vincere Sanremo, non mi interessa l'Eurovision. Questo è. Sarri ha tradito prima se stesso, senza dubbio. Perché si accusa solo Maradona dei suoi eccessi e non ad esempio Ronaldo il fenomeno? Oppure lo stesso Valentino Rossi? Vorrei tanto un tuo parere. Charles, perché Maradona è stato sempre contro il potere, si è sempre schierato contro il potere calcistico, il potere politico del calcio e la politica in generale. Quindi Maradona deve essere attaccato e deve essere screditato e deve essere riempito di fango e di merda. Ronaldo il fenomeno non ha mai detto Blatter trucca le partite. Ronaldo il fenomeno non ha mai detto Matarrese è un mafioso. Valentino Rossi non ha mai detto l'Inghilterra sono degli assassini per la guerra in Argentina. Valentino Rossi non ha mai detto Bush è un nazista. Non ha mai detto truccano le partite. Maradona sì. E quindi Maradona deve essere attaccato per i suoi eccessi. Perché? Perché in campo era inattaccabile e allora bisognava trovare qualcosa per screditarlo, e in qualche caso ci sono riuscito. C'è gente che dice è cocainomane, come tutte le persone dello spettacolo, tutti, qualcuno più forte e qualcuno più debole, qualcuno ci è rimasto sotto, qualcuno no, ma questa è l'unica differenza, è che Maradona era schierato politicamente, si è schierato con i deboli per vincere contro i più forti, ha vinto sia con il Napoli sia con l'Argentina quando non erano i più forti, e ai potenti non gli è andata bene. That's it. Sempre.
sempre. Ma è così, ragazzi. È così assolutamente. Allora, vediamo. E allora perché se ne discute anche il suo valore calcistico quasi come la cocaina fosse la... ma questa poi è ignoranza, Charles. Questa è ignoranza di chi non sa che invece la cocaina ti fa giocare anche peggio, perché poi tu ti rendi conto che magari ti può dare uno sprint iniziale mentale, ma poi stai malissimo quando non te la prendi, non te la puoi prendere tutti i giorni perché muori subito di overdose, quindi la devi gestire. Maradona lo dice tranquillamente: pensa che giocatori ci siamo persi se io non mi fossi fatto di cocaina, che giocatore ancora di più sarei stato. Chi discute il valore calcistico è cretino e ignorante, perché non fanno finta di non ricordare la caviglia spezzata con cui è arrivato in Italia, fanno finta di non ricordare che comunque fisicamente non era un atleta e quindi se fosse stato fisicamente ancora di più. E che volimmo parlare? Dai. Io mi sono meravigliato che nessuno abbia detto della sua morte ad oggi, che aveva iniziato con la cocaina a Barcellona. Vibelaz, questo è un altro particolare che molti dimenticano, come fate i Cabrini, che dice, dai, che dice che praticamente quello, se stava alla Juve probabilmente non si... Dai, stai zitto, che i cocanomani ce l'hai in casa, stai zitto, non dirle queste cose, è meglio che non le dici, stai in silenzio. Maradona se ne va dal Barcellona perché al Barcellona lo odiavano perché era già tossicodipendente e lo vedevano malissimo e lo insultavano i tifosi del Barcellona con epiteti razzisti da sudamericano e lo insultavano, lo volevano cacciare. 24 anni aveva Maradona nel pieno della sua esplosione e lo volevano cacciare e non lo voleva nessuno in Italia, solo il Napoli ci ha creduto, nel reietto, nel ribelle che aveva un talento straordinario, che però aveva tante difficoltà, solo il Napoli ci ha creduto e poi dopo arriva l'offerta del Milan, l'offerta della Juventus e lui ha sempre detto di no. Ragazzi, ma voi volete parlare di Maradona e parlarmi Maradona, allora mo tutti insieme, punto esclamativo Diego, subito, senza che nemmeno faccio il conto alla rovescia, tutti insieme, tutto attaccato, punto esclamativo Diego, vai, scrivetelo che risponde il bot. Scrivetelo. Pure Cristiano Ronaldo evade le tasse e fu accusato di stupro, ma tutto lo amano lo stesso. Le tasse, ma pure Messi. Pure Messi. Dai. Ricordo all'epoca c'è chi temeva fosse un bidone rotto e irrecuperabile. Brewer. Certo. Ma un po' come quelli, no? Ma chi è Koulibaly? Ma chi s'ha accattato? Vuoi aspettare un attimo? Poi magari su Diego era ancora più incredibile perché c'era aspettativa, no? Comunque era un giocatore famoso, fu l'acquisto più costoso possibile anche per il Barcellona. Insomma. Charles Bukowski, sto cercando di prendere il tuo messaggio, ma ecco, non te lo devo spiegare io. Posso capire i poteri alti che lo attaccano, ma la gente normale, il popolo no. Ma secondo te la gente normale e il popolo da chi prende spunto? Da chi si creano l'opinione? Dai media, dai giornalisti, da quelli che fanno la radio, da altri idoli. Se Cabrini è un mio mito e Cabrini dice una cosa del genere, io sento a Cabrini e dico forse c'ha ragione e non mi vado a vedere la storia di Maradona, non me la vado a studiare la storia di Maradona, per me va bene quello che ha detto Cabrini e ripeto a pappardella perché siamo nell'ambito dei social dove se uno la spara più grossa fa più like e quindi ovviamente tutti ripetono eccetera eccetera. La gente si crea l'opinione a seconda della narrativa dei media, della cosa, e chi lo controlla il media se non il potere? Ecco perché noi youtuber dobbiamo fare la controinformazione. Le pecore, ti ho letto, le pecore. Alessio Marigliano ha appena finito di vedere il video contro Sarri, fammi sapere cosa ne pensi, ci tengo moltissimo.
Secondo me è bello per l'idea anche, no? Che parlo con me stesso e poi feci tutta questa cosa del paragone con la musica. All'epoca ero molto infervorato. Come dissi Mughini, quello di Ronaldo non è stato nessuno, ma il rapporto... vabbè. E certo, ma ci ricordiamo che la camiglia non gli funzionava completamente. Anche questo la gente lo dimentica. Immagina un po'. Poi anche per quanto riguarda il non allenarsi, così è così, perché alle volte arrivava tardi e va bene, alle volte non arrivava e va bene, ma quando arrivava all'allenamento rimaneva poi fino a tarda notte, perché doveva recuperare e si allenava sui calci di punizione e insegnava i calci di punizione agli altri, a Zola, e rimaneva nel fango e... uffa. Io vorrei avere un Maradona presidente, chiedo la Luna. Bezos, dove sei? Chiedo la Luna, perché di Maradona ce n'è uno solo e non credo ne nascerà un altro. Vorrei vedere CR7+2 giocare per beneficenza in un campaccio di Acerra, lui che si rifiuta anche di andare a giocare a Benevento. Lì pagò lui di tasca sua l'assicurazione, perché Ferlaino non lo voleva fare a giocare. Sì, ho sentito e stavo cercando di evitare, ma parliamone, a questo punto ci siamo. Se Pessotto fosse stato non ti sarebbe suicidato, un po' esagerato, di cattivo gusto, non bisogna scendere a vederlo. Aidan, sono d'accordissimo. In realtà lui non ha fatto nemmeno il nome di Pessotto, ma intendeva a lui, ovviamente. Io dico, anzi, per quanto riguarda Ferlaino, io sono cresciuto con Ferlaino vattene, Ferlaino vattene, Ferlaino vattene. Ok, chi non salta Ferlaino è Ferlaino vaffanculo. Perché? Perché Ferlaino sì, ci ha portato Maradona, ma poi è stato l'inizio della fine, perché debiti su debiti, perché ha dovuto smantellare la squadra, eccetera, eccetera. Lo stesso Diego, se voi ascoltate, con Ferlaino ce l'aveva a morte negli ultimi tempi, perché non lo finiva di pagare, perché comunque c'era un rapporto così. E dice Diego una cosa importante: quando lui poi è stato male e ha chiesto, ragazzi, qua c'è troppa pressione, non sto bene fisicamente, me ne devo andare al Marsiglia, Ferlaino non rispondeva, Diego se ne è dovuto scappare da Napoli. Quindi Ferlaino male proprio. Ferlaino malissimo a rispondere a Cabrini e a scendere al loro livello, sono d'accordo. Ferlaino adesso è una persona anziana, secondo me, che non è più lucido. Quindi non gli do proprio peso e spazio, è un'uscita cattiva. Detto questo, non c'è bisogno nemmeno di... come battuta, ok? Non si può fare una battuta su un suicidio, è di cattivo gusto, punto e basta. Però capisco cosa voleva dire Cabrini, noi l'avremmo, non si sarebbe drogato così, ed è un errore, è una cazzata, perché la cocaina gira tranquillamente anche a Torino e c'è la mafia anche a Torino, c'è l''ndrangheta. Che Pessotto non fosse stato poi depresso a Napoli anche deve essere una cazzata, perché esistono persone depresse a Napoli. È più complicato statisticamente, sì, che tra nebbia e le cose, tutti i paesi del nord Europa hanno i soldi ma hanno più depressione. La Svezia, me lo può dire il mio cugino Giuseppe, paesi da Danimarca hanno un tasso di suicidi altissimo, che a Napoli invece è bassissimo. È un'uscita infelice che condanno e non apprezzo, però ascoltate il ricordo fatto da Saviano, spiega tante cose, anche cosa significa per i meridionali tifare squadre del nord. Assolutamente, Pasquale, chi lo va a cercare se lo trova e se lo vede, anche perché lo spiega bene in pochi minuti. Si potrebbero fare discorsi lunghi, invece Saviano è bravo nella, come si dice, nella sintesi, nel dono della sintesi. Aurelio che nel giorno della morte parla di una futura serie televisiva. Quando? Non cosa? Aurelio, intendi De Laurentiis, ha parlato di una futura serie televisiva su Diego nel giorno della morte. Non l'ho sentita questa cosa, Fabio.
senza, vabbè, è chiaro, Pablo, ma questo è perché loro devono cercare un episodio per screditare quelle 2 uniche vittorie che abbiamo e devono dire la droga di Maradona e la monetina di Alemão, senza parlare, per disonestà, perché sono disonesti, del gol annullato al Bologna, e ovviamente anche quello scudetto non è dipeso dalla questione della monetina, che poi è sacrosanta, perché se tirano le cose, anche se non ti fai male, anche se non resti a terra, comunque si perde a tavolino se tiri le cose in campo, e quindi è così, perché non è possibile, ammissibile per loro che una squadra del sud si prende un reietto e comincia a vincere i campionati ai danni delle squadre del nord. Non è ammissibile per loro. È così. Girava voce, fammi vedere, che Agnelli avesse le placche nelle narici, a buon intenditore con poche parole. Secondo Gattuso dovrebbe fare come la prima partita in campionato contro... se ritorniamo benissimo, bene, mi fa piacere. Quindi credo sia, secondo me, Gattuso dovrebbe fare come la prima partita in campionato contro il Parma. Si parte con il 4-3-3 e per gestire, e a partita in corso si infierisce con il 4-2-3-1 di Osimhen. Andrea, sono d'accordissimo, è bello che mi hai riportato sulla tattica, perché sennò facciamo solo un dissing continuo in difesa di Diego, che però non si può difendere, quindi facciamo bene anche a difenderlo. E siamo d'accordissimo con questa cosa qua. Quindi dici tu partire sempre con Mertens titolare e Osimhen nella ripresa. Secondo me Osimhen va visto anche nel 4-3-3. Osimhen va visto anche nel 4-3-3, secondo me, perché non è detto che possa giocare Osimhen solo nel 4-2-3-1. Nel 4-3-3 può fare benissimo il ruolo di prima punta tranquillamente. Allora, non solo dei Laurentiis, anche varie trasmissioni campane organizzeranno speciali TV, anche chi ne gestisce il merchandising avrà un ritorno cospicuo, ma è chiaro, Pablo, ma tutti. Ragazzi, ma io per primo, no? Io ho un canale YouTube e chiaramente se faccio un video su Maradona ho avuto più visibilità di quando facevo i video su Yusai. È evidente. Ho avuto più iscritti, ma non è detto che questo sia da parte mia speculare. Io quello che devo fare è parlare della cronaca, è parlare se ho un'emozione, è dirvi quello che penso. Capita che se la cosa è così grossa come Maradona, è ovvio che la vanno a cercare più persone. Se invece io parlo di Yusai, quante persone se lo vanno a cercare? Solamente quelli che sono accaniti e affamati di Napoli 24 ore su 24. Ma Diego fa piangere mia madre, che del calcio non se ne fotte proprio, fa piangere persone che del Napoli non se ne fottono proprio, perché Diego è universale. È ovvio. Allora, vediamo un po'. Sono un tifoso del Napoli anche se abito al nord, ma il nostro presidente dovrebbe comprare un terzino sinistro e un attaccante di esperienza. Miki Ciro, benvenuto. Ma chi è quello? Dal piccolino sembrava una foto, penso sia la tua foto. Comunque, benvenuto, non ricordo il tuo nome, sei già iscritto? Perché se non sei iscritto io ti acchiappo qua. Sì, il terzino sinistro sì, l'attaccante anche, io l'ho detto, se ci liberiamo di Milik e Llorente, un buon attaccante è importante e sarebbe buono anche prenderlo. Vediamo un pochino. Panzarotti, pizza fritta e struffoli o Casatiel, panino napoletano. Ma come fai a stare depresso a Napoli? Vedi, non lo volevo dire, l'hai detto tu. Stai più depresso quando ti allontani da Napoli, e queste cose non le puoi mangiare se non te le fai tu. Quelli che dicono se avesse giocato alla Juventus sarebbe ancora vivo, se avesse giocato alla Juve non sarebbe stato il Maradona che abbiamo conosciuto. Ma Gabriele, al di là di tutto, proprio per sua mentalità non sarebbe mai andato alla squadra più forte in Italia, perché ha capito subito, va in una squadra forte al Barcellona e capisce che non si trova, che vuole essere in mezzo alla gente sua, come l'argentino. Lui arriva a Napoli e dice: ma che cazzo, so a Buenos Aires, va bene, lottiamo per questo popolo. Quando fa l'allenatore poi finisce
in una squadra di seconda divisione del Messico. E non è che a Maradona siano mancate le offerte di andare con i club importanti, è che proprio lui non voleva farlo. Ci vuole Boca come vice Insigne. Ivelin, Boca, chi se lo compra lo fa giocare titolare, non come vice. Boca è forte, io forte. Ah, eccolo qua, vedi? L'avevo detto io che era il nome nuovo. Benvenuto, amico mio, benvenuto. E tutti voi che state lì belli spaparanzati al sole, che vi state godendo la live e che vi siete dimenticati di lasciare il like, non è che magari vi siete dimenticati anche di iscrivervi al canale, no, perché alle volte capita. Noi tra un po' facciamo la giveaway e regaliamo una maglietta e vediamo chi se la becca. A quanti like stiamo, ragazzi? Perché poi non è che possiamo tirare troppo tardi. Siamo quasi a 2 ore di live e vediamo un pochino. Andrea Pizzali, sì, ti ho letto e ti ho risposto. Alle volte voi andate con il copia e incolla automatico e non siete... vedi il Pablo Galattico? Peccato. Meno 22 a 200, Yam Bell. Ok, ragazzi, allora a 200, visto che io capisco la serata è moscia perché ci stanno gli altri youtuber forti che stanno facendo la live, che stanno parlando dell'Inter, e capisco, arriviamo a 200 e facciamo la giveaway, facciamo l'estrazione della maglietta. Alberto Lorusso, ti ho sentito 30 minuti mentre stavo biciclettando a casa, bravo, tranne su Sarri è stato contattato dalla Juve, ma Andrea, dato che è amico di Agnelli, gli voleva dare l'ultima chance. Andrea, dato che è amico di Allegri, quando stava ancora con Allegri, non lo so, vai a sentire i tifosi della Juve che dicevano no, arriva Guardiola, è sicuro. Spaparanzati al sole, magari oggi sono uscito per la prima volta dopo un mese e a Pavia è piovuto il mondo. Amico mio Walter, ieri non hai idea, io non volevo uscire, sono dovuto uscire anche io per fare un favore ed è sceso pure a me il padre abate, il patapata, e mi sono fatta una merda. Allora vediamo un pochino. Grazie Aniello, tu sei fortissimo, non gli altri, grazie mille. No, ma gli altri sono forti anche, insomma, hanno cominciato prima, hanno un sacco di iscritti. Poi ci sono alcuni youtuber che parlano di tutte le squadre, io non ce la faccio a parlare di tutte le squadre. Le guardo perché interessano al Napoli, ma alla fine mi focalizzo sul Napoli perché ne capisco di più. Non potrei parlare della Sampdoria approfonditamente, per esempio. Mica tanto, Pablox, dicono che abbiamo vinto con Nakata che era extracomunitario cambiando la regola in corsa. Pure là. In realtà fu la Lazio a farlo cambiare acquistando Veron, nonostante avessi posti finiti. Wow! Comunque Nakata che giocatore era? Io me lo compravo al Fantacalcio e addirittura c'era una maglietta che non ho mai trovato, che volevo comprare, una maglietta tamarrissima, Nino, non so se tu te la ricordi, era la terza maglia del Perugia e adesso, anzi, la cerco pure, perché i più giovani magari non se la ricordano. Maglia Nakata Perugia terza, vediamo se la trovo così. Eccola qua, ve la faccio vedere, è una roba tamarrissima, però mi piaceva perché invece dei colori normali del Perugia bellissima, ora ve la faccio vedere. Allora l'ho messa qua, fammi vedere dove è finita perché sennò non mi trovo. Scusatemi un attimo, ragazzi, perché qua facciamo tutto live. Maglia del Perugia, eccola qua. Boom. Non è comparsa. Maglia del Perugia, boom. Perché l'ha scritta GPG, madonna mia, la tecnologia che non mi vuole bene. Eccola qua. Allora, questa è la terza maglietta del Perugia dell'anno di Nakata. Ditemi voi se non è la cosa più tamarra che esista, con questo grifone perugino
incredibile, però era azzurra e quindi mi piaceva questo sfondo, era, capito, a rilievo, un po' più scura qua, poi diventava più chiara e poi con la manica, una tamarrata senza precedenti. La volevo comprare, oltretutto ero innamorato di Nakata, giapponese funambolico, mi piaceva assai, me lo compravo a Fantacalcio, non la trovai mai, all'epoca non era quello che te la compri online, non si fa sto fatto. Da 1 a 10, quanto è buono per il Napolitano? Al momento 7 o anche 8, perché se uno che accetta di fare la panchina, poi entra e ti gioca sempre bene, poi quando parte dall'inizio comunque gioca bene e non dice una parola e sta dando l'anima Politano per il Napoli, 7 o 8. Molto simile al Cavaliere Veronese sulla maglia del Chievo. Sì, ma questa fu una cosa unica. Non lo so se quel Perugia stava tornando dalla Serie B, una cosa del genere. Però sì, era una cosa un po' particolare. Nakata. Fu fatta apposta per lui. Vedi? Perché poi quando comprarono Nakata ci furono tutti i giapponesi che invasero Perugia, che fotografa a tutta forza, perché internet non era ancora una cosa incredibile. Comunque, sogno la retrocessione di K, la rescissione di K e un contratto come sponsor tecnico con Puma. Oltretutto Puma è lo sponsor tecnico, era lo sponsor tecnico di Diego, mentre tutti si dividevano Nike e Adidas, Diego con Puma. Certo Nico, anche io la vorrei tanto. Poi sono bellissime le maglie della Puma, tutte belle, sono d'accordo. Ma dai, Mattia Gaglio con Politano ci giocavo a calcio insieme. Ma siete coetanei? Dove giocavi? Ma dai ragazzi, abbiamo un calciatore nella nostra live. E il leone sulla maglia del Venezia? Sì. Maglia Venezia pure fece un sacco di maglie strane, Comunque. Allora, vediamo un pochino, ci siamo quasi, per i like, ragazzi, io devo regalare sta maglietta. Poi il buon Gabe non è mai arrivato. Ah, c'ha la neve! Ah, mamma mia! Ho capito. Ragazzi, a Toronto c'è la neve e quindi quando c'è la neve bisogna spalare la neve. A New York ancora tutto a posto. Allora. Sogna Nico De Laurentiis non vuole le super aziende, vuole comandare lui su tutto. Sarri non si trova bene in Inghilterra con Marina e il suo entourage, senza dire sì, ma non è mai stato convinto, sapevo che il treno passa una volta. Marina. Valerio, se avessimo un americano in società al posto di ADL, come reagiresti? Non lo so, Pablox, perché ci sono americani e americani. Se l'americano è Pallotta, allora non va bene, perché ha fatto più danni che altro alla Roma. Se l'americano è come commisso, non mi sembra che stia facendo un granché alla Fiorentina. Fredkin si sta comportando un pochino meglio, però mo si deve capire se anche loro hanno i debiti, eccetera, eccetera. Devo ancora approfondire la situazione. L'americano mi piace perché pensa al business a lungo termine, non a breve termine. Probabilmente un americano farebbe subito la cantera, no? Lavorerebbe sul settore giovanile, sulle strutture, invece che pensare solamente alla prima squadra, cosa che De Laurentiis fa così. Però scordiamoci che l'americano poi viene perché è tifoso del Napoli e ci vuole far vincere lo scudetto. L'americano viene per fare i soldi. Fare i soldi li fai vincendo, quindi magari hanno interesse a vincere, ma li fai anche come sta facendo De Laurentiis, cioè con i piazzamenti, con il merchandise, con situazioni di affari. Quindi non pensiamoci che se ne va De Laurentiis e arriva l'imprenditore tifoso del Napoli alla Moratti che spende i soldi
perché vuole vincere al Napoli. Non ci sta. Se c'erano, si sarebbero presi il Napoli fallimentare quando costava 30 milioni, no quanto costa mo. Questo è. Allora, vediamo un pochino. Fabio, abbiamo capito che sei anti-ADL, ma l'hai sentito tutto il mio discorso? ADL non è tifoso del Napoli, non ci fa vincere lo scudetto. Un tifoso del Napoli che ci fa vincere lo scudetto non c'è, imprenditore. ADL fa anche lui l'imprenditore per fare l'imprenditore, per fare i soldi, come lo farebbe l'americano, come lo farebbe chiunque altro, l'Emiro, l'Emirato Arabo e tutti gli altri. L'idea che viene Ferlaino e si fa i debiti per te non esiste. Non esiste. Asso ha detto che faranno la ricapitalizzazione a fine mese e che sono tutte balle dei giornalisti. Vedremo. Frate ma vale come si forte. Grazie Xander Maker. Grazie mille ragazzi, ci siamo quasi, Ci siamo quasi. Che faccio? Controllo i like. Controllo un attimo i like. Questo è sempre il video di prima. Your videos. Vediamo un pochino. Vi voglio regalare sta maglietta, basta. Mi sono scocciato di parlare a vanvera. Vi state scatenando, lo vedo. Io credo che una giusta scelta sarebbe quella di richiamare figure come Cannavaro o Hamsik o anche Lavezzi, non lo so, come preparatori o comunque all'interno della società. Sono figure importanti per il Napoli. Sì, e questa è una delle cose di cui insomma contesto a De Laurentiis, che lui non si vuole circondare di altre persone. Sono d'accordo che vuole gestire tutto lui a livello familiare ed è sbagliato, ma ti servono persone più importanti. Ecco, Cannavaro sì, che è una figura importante, una figura di potere, di palazzo, perché ha vinto con l'Italia, a pallone d'oro e tutto. Hamsik non lo so quanto sarebbe importante ad andare a parlare con Hamsik. Non è Nedved, per capirci. Lavezzi non credo proprio che Lavezzi va a parlare in conferenza e lo ascoltano. Servono figure, esatto, come Cannavaro sì, ma De Laurentiis non le vuole perché sono ingombranti. E allora esci sta maglia, sì, però qualche like, cioè io vi sto regalando una maglietta, ma se non arriviamo nemmeno a 200 like, che vergogna è questa? Ho capito che non ci sta nessuno. Quando sta? Mi metti il like da solo, 181, dai. Mancano 19 like. 19 like si possono fare. Io lo so che ci sono 19 persone qua che non l'hanno messo. Non fatemi chiamare gli amici a mettere i like apposta. C'è qualcuno che non si è iscritto al canale e si è dimenticato di mettere il like. È brutto da dire, ma delle volte meglio un ADL che fare ping pong tra nuove società, come hanno fatto Inter e Milan, e fa ancora la Roma. Francesco, io sono d'accordo, è un discorso difficile da far capire. Stanno salendo i like, se qualcuno se l'è dimenticato, Sono d'accordo. Poi magari adesso l'Inter si è sistemato un pochino. Il Milan bisogna capire, perché lo sapete, no? Che il Milan, gli azionisti di maggioranza sono due napoletani, anche non pulitissimi, discorsi di report che bisogna approfondire. Quindi il Milan non è cinese assolutamente, è napoletano. Lo so Mattia, lo so, la maggior parte di voi qua collegati ovviamente siete iscritti, ma c'è sempre qualcuno che ha dimenticato di farlo. Valerio, per te meglio un Ferlaino o un De Laurentiis? Massimo, è una domanda molto difficile, dipende da te se vuoi vincere una volta e sparire o mantenerti sempre a un certo livello. Io ho vissuto il Napoli che è sparito. Io ero abbonato in Serie B, ero abbonato quando siamo retrocessi, ero abbonato quando ci hanno mandati in Serie C. Io tutta quella roba non la voglio soffrire più.
quindi per me sempre meglio De Laurentiis, anche se dobbiamo fare il secondo posto, il terzo posto, anche il settimo posto un anno, non fa niente, ma almeno sto in Serie A, sto sempre in Europa, il giovedì qualche partita me la devo vedere, a volte me la devo vedere il martedì. Fellaino però dal canto suo ti ha fatto vivere delle emozioni che ancora oggi stiamo piangendo, perché ha puntato sul giocatore più forte di tutti i tempi e te l'ha fatto venire a Napoli. Quindi io sono grato a Fellaino per aver fatto questo. Il problema è il dopo. Il problema è che dopo non è stato in grado di mantenere questa situazione. Allora tu sì, vinci una volta, ma ricordiamoci, hai vinto perché era Maradona. Se ci fosse uno oggi alla Fellaino che comprasse Messi, ok? Siamo sicuri che Messi ci fa vincere 2 scudetti e una Coppa e un'Europa League se viene al Napoli? Non lo so. Cosa poi tra l'altro impossibile. E faccio entrare l'ottimissimo. Ciao Valerio, ti chiedo scusa per il ritardo, ma dovevo spalare un metro di neve per entrare in casa. Ah, quindi è cominciata la È tempesta. cominciata, siamo a -10 e circa 60 centimetri in una notte. Cazzo. Ma scende? Scende ancora, scende. Mamma mia, mamma mia. E vabbè, quindi un po' di spalatura. Un po' di esercizio, visto che sono comunque bello sovrappeso, ecco, diciamo. Un po' di workout. Sì. Gabe, come stai? Tu hai avuto modo di vedere qualche partito? Eri al lavoro? Le ho ascoltate alla radio e le ho commentate anche in diretta per una pausa di circa 10 minuti, un quarto d'ora. Ero al lavoro, sono entrato in live dal mio collega Viola, Leonardo Andrini, e l'abbiamo un po' commentato insieme per un quarto d'ora, poi sono tornato al lavoro, ecco. Ho capito. E quindi la follia dell'Inter sempre, perché d'altronde è la pazza Inter, però ha giocato bene da quello che ho sentito, ha giocato molto bene da quello che ho sentito. Sì, c'è stato un momento, da quello che ho visto, che il Borussia aveva ripreso un po' di campo e Sì. i gol li hanno fatti, però poi Lukaku è stato decisivo. Sì, no, è vero, in difesa hanno traballato un paio di volte, però in realtà l'Inter secondo me ha giocato meglio, da quello che ho sentito comunque ha giocato meglio del Borussia, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochino, qua ci sono un po' di... Qua, Gabe, noi stiamo parlando, ovviamente sono andato, dato che ero da solo, da previsto... Io ti ringrazio, sei sempre troppo gentile, mi inviti, poi la gente pensa che io mi faccio pubblicità tramite te, capito? Ma mi fa pure piacere. Sei troppo gentile, ti ringrazio. No, perché io a volte faccio le live improvvisate, questa non era improvvisata, era prevista, perché è una giveaway, devo regalare una maglietta, e quindi arrivati a 200 like faccio questa estrazione in diretta e mi fa piacere avere anche un testimone, così la cosa è più ufficiale. Ti ringrazio. Va bene così. E ragazzi, se avete qualche domanda per Gabe è a vostra disposizione. Noi abbiamo parlato un po' di tutto, ovviamente c'è stato vari excursus, c'è stato il discorso, è uscito in mezzo il discorso di Sarri, è uscito in mezzo il discorso di De Laurentiis, quindi è anche una live calda. Io intanto mi cospargo il capo di cenere riguardo guarda Gabe, a Gattuso. Per quanto riguarda così, ti lascio tutto lo schermo, così puoi fare questo discorso. No, vabbè, volevo dire che contro la Roma l'ha vinta Gattuso, secondo me. Tatticamente li ha ingabbiati, non ci hanno capito niente, quindi io credevo e ancora ritengo Gattuso non un top allenatore, però da che lo ritenevo modesto, invece ora lo ritengo sulla buona strada, sinceramente. Quindi avevo sbagliato, chi non cambia idea mai è un po'... L'ho detto ieri nella live con Antonello, non so se mi hai sentito, che assolutamente solo chi non cambia idea, cioè il contrario, è cretino. Certo. Chi non cambia idea mai, perché hai visto la partita, e sono d'accordo sull'analizzare partita per partita, perché non è detto che da adesso Gattuso le indovini tutte, ci sono partite che ha steccato, che non ha saputo leggere, quindi va bene. No, tanto volevo festeggiare con te che ho raggiunto i 400 iscritti, per me è un bel traguardo, visto che ho iniziato 3 mesi fa all'incirca, quindi sinceramente è un canale molto piccolino, quindi lo festeggio con te, sinceramente. Va benissimo, ci fa piacere, e molti di questi 114, ragazzi, andate a trovare Gabe, il viola canadese, solo il viola canadese, mi pare.
Ora è solo il viola canadese, era il viola canadese l'angolo del pallone, ma l'ho accorciato. L'hai accorciato, benissimo. Fammi mettere il... Ecco qua, perché così si vedeva. E nel frattempo tu dai un occhio ai messaggi se vuoi rispondere. Io credo che siamo arrivati ai 200. Qualcuno l'ha detto, e quindi io organizzo il resto dei browser per fare la giveaway, quindi mi serve un attimo di tempo. Se leggi qualche domanda, se vuoi rispondere, vai liscio, sei il padrone in questo momento. Ho visto qual è il giocatore più importante della Viola per ora e quale per il futuro. Per me è lo stesso, sia per ora che per il futuro. Gaetano Castrovilli, il nostro 10. Poi qualcuno mi chiede: ma la Viola si salva? Bella domanda. È quest'anno è un casino, anche se abbiamo dei giocatori buoni, la squadra è mal assortita sinceramente, e non credo possa credo possa salvarsi, sì, però credo sarà dura sinceramente, e almeno a Prandelli spetta un duro lavoro per far cambiare i giocatori a livello psicologico, per dargli forza. Poi leggo appunto di Menovale che noi abbiamo quel numero 77, purtroppo non è un ottimo giocatore, è ancora un grande, ma non è purtroppo funzionale al progetto, perché la squadra era costruita su un 3-5-2, comunque un modulo con la difesa a 3, dai via Chiesa, purtroppo Ti fermo un attimo perché chiedo scusa. No, ti fermo perché qua hanno detto fermati, arriviamo a 250 like, perché probabilmente entrando tu c'è stata una nuova forza addirittura, e vogliono arrivare a 250 like per la maglietta. Ragazzi, se ci arriviamo io sono contento. Nel frattempo mi fa piacere che Gabe risponda a qualche domanda, così io prendo fiato. E c'è anche una bella domanda qua. Ma no, Caglion, lo stavo dicendo ora, è un ottimo giocatore, ma non è funzionale purtroppo ad ora al nostro diciamo progetto, anche perché noi stiamo cementando una squadra, stiamo facendo un progetto attorno a un 37enne e attorno a un 33enne. Con tutto il rispetto, sono due grandi giocatori, ma per ora soprattutto Ribéry ha deluso, e Caglion ottimo, ma se te vendi Chiesa è un esterno a tutta fascia su un 3-5-2 o un 3-4-1-2, Caglion non può fare quel ruolo di esterno a tutta fascia, non lo faceva a 25, figurati se lo fa a 33. Quindi ottimo giocatore, ma purtroppo non funziona alla Fiorentina. Ma quindi la Fiorentina 4-3, cioè l'ultima partita 4-3-3 o no? 4-3-3, 4-3-1-2, però anche il 4-3-3 purtroppo Caglion non ha giocato molto bene sinceramente. Ma anche credo per un motivo che è ancora fuori forma, nel momento in cui magari riprende forma sarà un giocatore molto utile, però Prandelli deve cambiare volto a questa Fiorentina sia a livello psicologico che a livello tattico sinceramente. E qua vi dicono, qua c'è una domanda pure interessante: ma non vi serviva Sottil? Che io lo so bene. Lasciamo perdere, perché sennò inizio a criticare la società di nuovo e poi mi dicono anticommissiano, della Vagliano, quindi diciamo sì, ci avrebbe fatto comodo, ma non entro nei meriti di ciò che dovrebbe essere il lavoro di Daniele Pradè, che probabilmente l'anno prossimo non sarà più il DS della Fiorentina, anche per diciamo diverse giuste ragioni, ecco. Sì, vediamo un pochino altri commenti. Non si carica. Ma quello è Jim Morrison, sì, Pablo, bravo. Ruiz è più lento di una nubaca con la palla. Siamo sempre al solito discorso di Ruiz, di Fabian Ruiz. Alla Fiorentina ci voleva Spalletti o Sarri? Sarri, a me Spalletti sta anche antipatico, è uno che dice sempre di tifare Fiorentina, però tutte le volte gioca contro di noi ce l'ha a morte, quindi dice sempre cose cattive, quindi io Sarri tutta la vita se devo scegliere. Ma anche secondo me Sarri era la piazza ideale per lui, per rilanciarsi e con la Fiorentina per degobizzarsi un po' con simpatia, perché io non sono assolutamente uno che parla male dei juventini, ma di nessuno. Io sono molto, molto democristiano da questo punto di vista. No, ma è così, perché ovviamente adesso c'hai quest'onta, no? Un pochino addosso, e quindi sarebbe anche un'operazione simpatia. Chiesa va alla Juve, Bernardeschi è andato alla Juve, Sarri dalla Juve va alla Fiorentina. Io li capisco questi ragazzi giovani che vogliono provare
a fare. La Fiorentina purtroppo da 3 o 4 anni ormai non ha obiettivi, che lotta per non retrocedere. Questo è il terzo anno consecutivo. Cioè, io capisco che si debba, che loro vogliono fare il salto di qualità. Cioè, se a me oggi mi viene un'azienda competitor dove lavoro io, mi offre più soldi e un ruolo più prestigioso, dico sì, ovviamente. Assolutamente sì. Io quello che dico è non farti i debiti con la bocca prima. Nel senso, se tu, Chiesa, poi girano le cose e dici Juventus è schifo, Juve è merda, eccetera, eccetera, tu sai che stai per fare il calciatore. Ma non l'ha mai detto, lui, Juve. No, è quella foto che girava? Ah, vabbè, ma ragazzi, ma sono ragazzini giovani, nel senso io non mi sento di dare... Cioè io... Da calciatore mi sarei stato più attento, cioè nel senso... Sì, no, certo, però te devi pensare che sono ragazzi nemmeno a volte purtroppo molto formati a livello di scuola, a livello scolastico, quindi non sono super educati, cioè sono educati, sì, sono simpatici, magari, però non sono degli accademici sicuramente, né tantomeno a volte... L'hai detto all'americana, educated, nel senso che hanno studiato. Certo. Sì. Non sono studiati, ecco, si direbbe in Toscana. La Fiorentina sembra una squadra senza anima e logica quest'anno, come quando alla Play compri tutti gli svincolati e ci fai una carriera. Noi siamo malati di figurinite, Charles Bukowski, tanto mi piace il nick. Grande Fiorentina, mi siete simpatici, poi date sempre pacchi alla rupe. Felipe grande Nino, il poeta delle live, quello che fa le poesie all'Alessandra Gobbato e quando vengono le ragazze. Io ho una stima per Nino veramente altissima. Io devo dire, purtroppo ho provato ad invitare la Gobbato stasera, ho cercato un acquisto dell'ultimo minuto. Sta moderando la live di Prince con ospiti eccezionali, direi. Ovviamente lo so, e c'era da aspettarselo dopo la partita dell'Inter che qualcuno dei due avrebbe fatto una live. Grande Frank è un amico, è stato in live anche qualche giorno fa, quando quella che sei venuta anche te. Sì. Lo sai, lui è il gobbo con cui parlo di più, detto in maniera simpatica. Frank è molto, molto alla mano, molto, molto, molto sportivo, ecco. Petracchi al posto di Pradè. Magari, dove si firma? Anche se io ho già una coppia di nomi, allenatore di S, Faggiano di S, italiano allenatore. Italiano interessante. A me piace molto italiano, se non si può arrivare al nome grosso, date in italiano, ci metti anche una squadra di bimbi, con lui vanno bene, secondo me. Sì, sono d'accordo, è una bella idea. Gabe, cosa manca alla Fiorentina ora? Questa è generica, una società, un DS preparato, comunque non un DS. Pradè è molto preparato, io ne parlo male, ma in realtà Pradè è molto preparato, però lui sarebbe più una D che un DS. Lui alla Fiorentina ha fatto bene quando era D e lo spagnolo Massià era appunto il direttore sportivo. Diciamo che Pradè è un po', si direbbe in inglese, outdated, come si potrebbe dire, non è moderno. Sì, ha fatto il suo tempo. Alberto Russo viene in Gabe indotto 6 a Toronto, vicino a 150 km a nord. Perché Alberto Russo è anche lui da lì. Ce ne abbiamo parecchi. Io ti avevo presentato l'altro amico Renato. Sì, non ha contattato, quindi. E Alberto Russo è anche lui da Toronto. Ah, allora siamo tutti vicini. Sì. Sono tifosi del Napoli loro? Renato è tifoso del Verona, Alberto è tifoso del Napoli. Mi stanno simpatici tutti e due, perché il Verona è gemellato con noi, il Napoli comunque sia, diciamo, ci accomuna la veracità della piazza, comunque molte cose, quindi a me il Napoli, purtroppo l'unica cosa è il presidente del Napoli che non mi sta molto, mi dispiace, De Laurentiis, su di lui non mi cospargo il capo di cenere, ecco. Non sei solo su De Laurentiis, io difendo a volte il difendibile, ma poi su altre cose non posso difenderlo perché sono tante le cose che potrebbe far meglio. Secondo voi l'Inter passa? Con un Real Madrid che perde 2-0 con lo Shakhtar, perché no? Perché no? L'Inter in questo momento ha praticamente due possibilità, lo avevamo analizzato
avendo lo Shakhtar praticamente vinto oggi, dato che questo l'abbiamo affrontato che stagione strana, sinceramente. Stranissimo. Questa era la maglietta del Perugia, non ci interessa. Bella, strana come maglia del Perugia, appunto. Questa è la maglietta di Nakata, quando comprarono Nakata. L'abbiamo avuta anche noi Nakata, bellissimo giocatore, grandissimo. Mi faceva impazzire. E questo è, ecco come può passare l'Inter. In caso di vittoria dello Shakhtar sul Real, che è successo, i nerazzurri avrebbero due combinazioni. Cioè, se il Real batte il Borussia, l'Inter è qualificata. Sempre che l'Inter vinca la prossima sua, ovviamente. Se il Real dovesse perdere col Borussia, l'Inter sarebbe qualificato. Quindi non devono pareggiare. È un bel macello, sicuramente. Con chi è gemellata la Viola? Torino, Hellas e Catanzaro, mi pare. Catanzaro. Sì, Torino, Hellas di sicuro. Torino, Hellas, Verona. Sì. Io ritengo che la rosa della Viola sia di tutto rispetto, è la gestione che non va bene, partendo dal DS e arrivando al tecnico. In corsa avrei preferito un Mazzarri come traghettatore, come efficienza. Allora, sono d'accordo con Demon per quanto riguarda la gestione, anche se la rosa è piena di figurine, ripeto, a me la figurinite non mi piace, preferisco 11 giovani che sono super, che hanno la cazzimma, come dire, una super cazzimma, piuttosto che qualche attempato grande nome roboante, però in realtà ormai a fine carriera che viene a svernare, capito? Non ho detto che Caglion sia quello, però su Ribéry qualche dubbio mi è iniziato a venire dopo, soprattutto che gli è stato fatto il furto in casa. E sulla rosa, su Mazzari no, ragazzi. Mazzari anche lui è buon allenatore quando era al Napoli, sicuramente ha fatto delle belle cose con una rosa molto inferiore a quella che il Napoli ha avuto ultimamente. Ricordo dei secondi posti veramente ottimi. Sì. Col Torino ha fatto un anno bene, poi per il resto lasciamo perdere. Ormai anche lui mi sembra un po' come Prandelli, outdated, sinceramente. Sì, è il calcio, diciamo, che sta correndo veloce e loro sembra che non si siano tanto aggiornati. Devo dire la verità, Prandelli mi ha stupito un po' con i cambi moduli che li fa. La Fiorentina ancora ha perso, però contro il Milan già, nonostante si sia spenta, ha notato un po' un cambio passo, un po' di gioco, qualche fraseggio, qualche tocco di prima, soprattutto da Castrovilli e Amrabat, qualche volta Ribéry, qualche volta Dusan Vlahovic, però ancora c'è da lavorare. Però l'ho visto un po' che sta cercando di modernizzarsi. Su Mazzari ho paura sia un po' troppo testardo, sinceramente. Non so, magari poi mi sbaglio. No, ma ci sta. Pure noi abbiamo visto belle cose, ma anche cose in cui c'era bisogno di guardare avanti. Gabe, allora io approfitto della tua presenza, visto che si è fatta anche tardi, facciamo la Stag Away. Ragazzi, io vi sto leggendo, mi rendo conto, a 250 like è impossibile arrivare perché non siamo abbastanza ed è troppo tardi. Cosa è offerto in premio? Qual è il giveaway? C'è una maglietta dal mio store che non è questa, è quell'altra con la scritta Caffè Napoli 1926, con dietro la scritta 10 Maradona, quindi c'ha la doppia. Così, e vediamo tra quelli che io adesso mi sposto, devo fare una magia. Ma com'era bella la maglia quella del Napoli che ha battuto? Bellissima. Io quella la comprerei, quella lì, ma no con il 10 di Maradona, anche se io sono fiorentino, a me piace le maglie celebrative di tanto, io quella lì la comprerei subito, sinceramente. No, veramente, veramente bellissima, veramente l'emozione. Mi piace proprio l'unione anche col pantaloncino nero. Argentina, della AFA. Io ho la maglia di Batistuta dell'Argentina. Meraviglia. E anche di Diego Milito, perché Diego Milito è stato uno dei miei giocatori preferiti, sinceramente. Meraviglia. Allora, ragazzi, io devo fare così. Vediamo se ci riesco. Primo piano. Ecco che mi sposto, non so se si è vista questa cosa qua. Comunque sei avanti, Valerio, con queste grafiche. Io magari ho la stampante dietro la finestra, figurati. Posso scendere un pochino? Allora, praticamente, come vedete, io adesso sono sul sito commentpicker.com, quindi facciamo questa estrazione live. Ho messo l'URL e facciamo un controllo che non ho sbagliato, del video a cui voi dovevate, fatto in precedenza, mandare i commenti, ed è questo qua.
facciamo un controllo, ovviamente la pubblicità, mo mi bloccano il canale, va benissimo, caricati, benissimo, solito caos, questo era il video, benissimo. Il link sta qua, filtro i duplicati, user duplicati, quindi se ci sono persone che hanno scritto un messaggio 3-4 volte non vengono contati. Includo le risposte? No, perché non bisogna includere le risposte, non filtro più niente e cerco i YouTube comments. Abbiamo 179, li vedete? 179 commenti, mi metto un po' più grande Gabe così mi vedono meglio. Vai. Vedete 179 commenti qua, però io già so che il gruppo Telegram, il canale Telegram ha in questo momento, e ve lo dico subito, facciamo l'aggiornamento al volo, il gruppo Telegram al momento ha 157 iscritti, tra cui anche me e i moderatori, quindi c'è qualcuno che non ha iscritto il gruppo Telegram. Ora dobbiamo vedere. Facciamo l'estrazione al volo. Siete pronti? Ma siete pronti? Perché se non siete pronti, la facciamo fare a Saverio, dai. Dove stanno gli occhiali? Gabe, mi devi dire via. 1, 2, 3, via. Via. Clicco. Ho cliccato, devo ricliccare. Vado. Via. Francesco Esposito. Il commento era auguri Vale e c'è il nome Telegram Checco, quindi tutto a posto, tutto funziona, tutto è andato bene, io già lo sapevo, la paura. Tu mo hai scritto, però non mi hai scritto il nome Telegram, allora mo cerco se me l'hai scritto da qualche altra parte e non sappiamo come fare. L'amico Francesco Esposito, non so se sei in questo momento collegato, ma ti contatterò e mi farai sapere la taglia, dove abiti e tutte cose. Gabe è stato testimone della pulizia di questa cosa, correvano i vari commenti, l'avete visto? Anche perché sennò poi qua c'è anche il presidente che anda via, dice che quelle elezioni sono state truccate, io qua non ho visto nessun trucco, visto? Niente, esatto. Niente di niente. Non c'erano palline calde e palline fredde, quindi vedo gli amici che stanno scrivendo, complimenti Francesco. Complimenti a Francesco, buonasera in ritardo Vincenzo, va benissimo. E quindi ragazzi abbiamo risolto questa cosa qua, che adesso faccio anche un giro sul canale Telegram per trovare il Checco con la K. Questo Telegram è famoso, io non lo uso ancora, però dimmi tutto. No, io Telegram non lo conosco bene, l'ho notato ora, non l'ho mai avuto prima sinceramente, quindi è interessante. Mi piace perché al posto di WhatsApp su Telegram tu puoi anche aggiungere persone senza chiedere i numeri di telefono, anche se si crea un username. Ah, davvero? Non lo sapevo. Quindi WhatsApp, ma meglio. C'è un po' più di privacy e quindi va bene così. Ragazzi, ho trovato Checco sul canale Telegram, quindi tutto in ordine, tutto bene. Grazie a tutti per aver partecipato. Rimanete iscritti al canale Telegram perché il canale Telegram ovviamente vi manda le notifiche delle live che YouTube non manda, perché Gabe lo sai che ogni tanto YouTube fallisce. Cioè io ho ancora pochi iscritti, quindi non è che ho bisogno, però in futuro se dovessi aumentare, diciamo, ecco. Tu sei in crescita, quindi questo problema all'inizio non lo avrai, ma i canali grossi, nemmeno io sto a metà, ma i canali grossi tipo Asso soffrono che avendo tipo 25.000 è impossibile che fanno numeri così bassi, quindi qualche problema c'è. Ho sentito anche Neschio che lui ha 100 e rotti mila iscritti. Dovrebbe avere 100 volte i numeri che fanno gli altri. Sì, no, è strana questa cosa. Secondo me è proprio l'algoritmo che è stato, non lo so. Secondo te c'è qualcosa di losco oppure sono soltanto errori? No, io credo che semplicemente non ce la fanno. Devono aggiornare i server. It's crowded, you know, it's too crowded. Yes. So they started to monetize also the channels that don't have, capito? Cioè hanno cominciato a mettere le pubblicità anche sui canali che non hanno la monetizzazione. Quindi in inglese direbbe Americans want to do the step longer than the leg. Ma diciamo pure non so, io lo volevo dire ho detto una cosa all'italiano, l'ho detta in inglese, ecco. Giusto. Il passo più lungo della gamba. E quindi secondo me stanno aggiornando un pochino di cose, ma comunque
vedremo, è la piattaforma che usiamo, valutiamo anche le altre, ecco perché dovete essere iscritti al canale Telegram, così se succede qualcosa sapete dove poi trovare. Usi anche la piattaforma Viola, te, oppure no? La piattaforma Viola me lo stanno dicendo in tanti, e fammi recuperare qua che sto facendo, vedi, doppio, triplo, quadro. Come green screen, è bellissima sta cosa, sinceramente. Sì, vedi, voi vedete in questo momento, ragazzi, quello che vedo io è un macello, però ok, abbiamo risolto, perché anche un pochino di privacy, altrimenti vedete tutto. Parlate italiano. Ho visto un po', è perché, ragazzi, ogni tanto a me mi serve pure ricordarmi che sto in America. Privacy, desktop, monnezza e tutto il resto. Io ti ringrazio. Ci vediamo a New York prossimamente, io dicevo, perché tanto c'è anche un altro youtuber italiano per la Lazio newyorkese. Me l'hanno detto, sì, devo assolutamente mettermi in contatto. Ti metterò in contatto io, perché siamo amici. Il grande Giovanni laziale, si chiama Maidomo su Instagram, ma il suo canale YouTube si chiama Eagle NYC 79. Ok. Sì, fammi. È arrivato pure Luca Delise, ma tu non dormi praticamente. Luca Delise fino a tarda notte, quando io sto andando a dormire io, Gabe, quindi da noi è tardi, lui che sta in Italia 6 ore in più comunque continua a mandarmi link YouTube, video di YouTube di Maradona, roba incredibile. È un super tifoso Luca, a te la regalo io, non hai bisogno della giveaway, per tutto il supporto che mi hai mandato finora, te la regalo io tranquillamente, ti scrivo. Ora lo guarderò anche io il tuo shop, se c'è qualcosa di interessante mi fa piacere supportare, sinceramente. Ti ringrazio molto. Vincenzo Papa ci ricorda che sta per arrivare il segreto. Sì, ragazzi, salutiamo il grande Gabe, grazie per essere venuto a darmi un po' di fiato. Grazie a te. Cos'è il segreto, se ti posso chiedere? Il segreto è che praticamente solo per quelli che rimangono fino alla fine nella live, io o dico un segreto, una cosa segretissima, oppure ultimamente quelli che restano fino alla fine faccio vedere il volto dei moderatori, che sai sono sempre misteriosissimi. Certo. E quindi chi rimane fino alla fine, io sto là e dico, vedi Luca Delise, vedi? Hai visto che è successo? C'è Mertens. E Luca non fa mancare mai il suo supporto, quanto è bello. Io ti ringrazio ancora, Valerio, sai, per me è sempre un onore venire ospite sul tuo canale, sinceramente è veramente un onore, quindi spero sì. Ci sentiamo presto, magari io faccio una live, non so, questo sabato, se vuoi partecipare, dopo gli anticipi. Va benissimo, se non ho la mia vengo sicuramente, volentieri. Ok, quando gioca il Napoli? Sabato o domenica? Allora, mo abbiamo giovedì l'Europa, e poi credo sia domenica. Noi giochiamo lunedì contro il Genoa. Domenica e Crotone, sì. Noi giochiamo lunedì contro il Genoa, scontro salvezza già. Dai. Secondo me ora potremmo perdere anche contro il Crotone noi, però lasciamo perdere. Ma a livello psicologico, non a livello... Io ti ringrazio veramente tanto ancora, faccio un saluto ai tuoi moderatori e ai tuoi iscritti, lo sai, grazie mille Charles, veramente, grazie mille. Vi dico forza Napoli per giovedì sera, perché è giusto, io tifo gli italiani, ora tifo, purtroppo, diciamo, sulla Juve dico non voglio che perda, perché per il ranking, capito? Il Napoli sono contento che passi, vabbè, la Roma e il Napoli sono le mie squadre simpatiche al top in questo momento. Il Milan anche, però c'è sempre le strisce, no, sto scherzando, sto scherzando, non me ne vogliono i tifosi interisti, milanisti di nessun'altra squadra, io sono amico di tutti, sinceramente. Va benissimo, un abbraccio grande. Grazie mille a te, e buona serata, un abbraccio e take care. Ciao, take care, assolutamente. Bye. Ragazzi, ci siamo, è stata una lunga live, abbiamo regalato una maglietta e siamo contenti, vi abbraccio fortissimo, Gabriele, arrivederci, è stato bellino Gabe che è passato anche a farmi prendere un po' di fiato. Posso consigliarvi una cosa che non fa nessuno, forse perché è una cazzata, di trasmettere le live
audio registrati su Telegram, WhatsApp, un po' come fa Radio Sportiva. Aitan, ti dirò, io ho un podcast su Apple Music, Apple Podcast e Spotify Podcast, dove a volte prendo le live lunghe e le faccio diventare un podcast, però ogni volta, a volte mi dimentico. È proprio come voi vi dimenticate di mettere il like e di iscrivervi al canale, io a volte mi dimentico di aggiornare il podcast, ma ho anche quello. Lì, bello pronto, Caffè Napoli 1926 o Valerio Fluido, o anche il podcast, ma sono talmente tante le cose che vorrei fare. La giornata è di 24 ore, io o lavoro sul contenuto o imparo i contenuti, cioè nel senso devo sapere anche cosa devo dirvi, no? Quindi devo seguire le news e mentre seguo le news poi devo fare i video, poi devo andare live. È un macello veramente. Hai messo la giarrettiera, è pronto, quindi Marat è pronto per entrare in live e dirvi cose che non avete mai sentito prima nella vostra vita. Valerio, solo a me nelle ultime partite Elmas è sembrato molto più on point, sul pezzo, più concentrato. Personalmente Ruiz avrà anche del talento, ma Elmas mi sembra più convinto dello spagnolo. Nico, sai che cosa ti dico? Elmas al posto di Fabian, subito. Il problema è che credo che Gattuso Elmas lo veda un po' più avanti, lo veda mezzala, lo veda anche vice Insigne, magari vice trequartista. Gattuso è assai innamorato di Fabian, però è anche innamorato di Zelinski. Elmas più di Ruiz oggi sì, assolutamente sì. Sono d'accordo. Qua si parla di autoreggenti, quindi vuol dire che Terizomi, ok. Bello podcast, e il podcast è bello perché se stai facendo qualche altra cosa te lo metti nelle orecchie, fai le tue cose, non devi guardare e si parla di calcio. Ragazzi, siete belli, mi avete fatto venire voglia ogni tanto di rifarlo. Lo riprenderò in mano anche il podcast perché è una cosa importante. No, la volevo la maglia bellina. Buonasera Vale, ragazzi, io vi ripeto, questa era una prima giveaway semplicemente perché per il mio compleanno. La giveaway vera sarà quando raggiungeremo i 5.000 iscritti e ci stiamo arrivando velocemente. Quindi ditelo ai vostri amici. Ma come? Tu sei tifoso del Napoli? Ma lo sai che ci sta uno youtuber che parla del Napoli? Dice sempre un sacco di stronzate. Si mette gli occhiali e dice un sacco di stronzate. Ciao Rita, un abbraccio. Grazie per esserci stata. Quindi se lo dite ai vostri amici, io sono sicuro che voi avete dei gruppi WhatsApp dove parlate del Napoli, avete dei gruppi Telegram privati con i vostri cugini, fate il fantacalcio e li volete far arrivare. Nel momento in cui arrivano e noi schizziamo a 5.000, dopo 5.000 il canale va da solo, non ve lo dovrò chiedere nemmeno più. Perché dopo 5.000 io lo so, perché l'ho fatto con il canale del gaming. Arrivai a 5.000, adesso sto a 7.000 iscritti nel canale del gaming e non gioco nemmeno più. Gli iscritti continuano ad arrivare da soli, quindi dobbiamo arrivare a 5.000. Arrivati a 5.000 vi faccio io il regalo, perché questa giveaway è stata offerta da Oplix, dallo store. Dopodiché vi faccio io un regalo e vi faccio 3 regali. Sto pensando maglietta, trattamento VIP, quindi come se foste abbonati, qualche altra cosa, ma vediamo un pochino, mi organizzo bene. Voglio 3 vincitori per quando arriviamo a 5.000. 3 vincitori, 1, 2, 3. Quindi ditelo ai vostri amici e arriviamo a 5.000 più in fretta, altrimenti io piano piano tartarughina ci arrivo, però ci vuole un sacco di tempo. Non fa niente. Comunque la community di questo canale fa paura, tutti bellini. Angelo, è vero, io sono contentissimissimo di tutti voi. Altra cosa, Valerio, non dimentichiamoci che dobbiamo vedere a Roper ancora Ramani. Non so come si scriva. Ramani si scrive 2 R e poi come hai scritto tu. Manca solo una R all'inizio. E non lo sottovaluterei, è un uomo in più. Assolutamente, Nico. Tu saresti il migliore amico di Elpidio che vuole vedere le Ramani in campo. Io non ho fretta, ma anche lì. Io resto umile, 2 tazze. Io ho 4 amici, 2 milanisti, un juventino, un interista, quindi non ti posso aiutare. Ma guarda che forse lo juventino quando viene si incazza perché ogni tanto alla Juve, boom, gli do delle mazzate.
Ma secondo me l'interista e i due milanisti secondo me si possono anche divertire, si possono vedere le tue cose. Io ringrazio tutti i colleghi mod e tutti gli amici bellini che sono entrati in live. Un ringraziamento a gratissimo Vale, notte a tutti, grazie Gio, grazie per il tuo aiuto. Li sentite i rumori? È arrivato il momento dei rumori? Dite quello che volete, ma a me Fabiano non piace, rallenta il gioco, è lezioso, anzi namo viola. Amico, la maggior parte di noi, credo la maggior parte in questo periodo, la pensa come te, altri riconoscono, anch'io riconosco la qualità di Fabian, ma il fatto che rallenti il gioco è vero. Buon padre e buoni figli. Bellissima questa cosa, Charles. Non per niente sei Charles Bukowski. Perché dici una cosa vera, pregnante. La Juve è una squadra che non mi entusiasma, ma sempre nella più totale sportività e cordialità collettiva. Questo è quello che dice Nightbot. Ragazzi, ci siamo. Vedo Marat, è il momento di presentarvi il glorioso Marat Tyrov mod, che con una miss straordinaria che vedo qua sotto vi dirà una cosa molto importante, che voi secondo me dovreste prendere carta e penna. Prendete carta e penna, perché lui sarà breve, vi dirà questa cosa e poi sparirà subito, quindi praticamente se non ve la siete segnate potrebbe essere una di quelle cose che non lo sai nemmeno tu, te la scordi e poi la live potrebbe anche saltare, perché è così, YouTube è così. Quindi siete pronti? Ramani, Racchiamani sarà utilissimo alla fine Covid. Siete pronti, ragazzi? Io vi mando un bacio grosso, grazie a tutti, ed ecco a voi il grande Marat. Non si è messa mutando, non si è messa mutando. Attenzione. Vai tranquillo, perché siamo in fascia protetta, va bene anche così. Siete pronti?